questa mattina, siete pronti con la sindaca di San Biagio di Calalta, Valentina Pilon, che ringrazio per la disponibilità e soprattutto perché ci spiegherà anche questi sindaci che sono responsabili della salute dei cittadini, cosa sta succedendo nel territorio, poi non solo di mense, ma in generale parleremo. Saluto anche Carlo Garofalini. Vediamo se eccolo qua, presidente Adico, grazie anche a Garofalini di essere qui con noi, parleremo di dazi, parleremo di questa paura. Qualcuno dice non allarmatevi, no, se non ci allarmiamo adesso non so quando dovremo allarmarci. Io ho i presidenti e soprattutto anche questi imprenditori che sono specialmente i piccoli e i medi sono molto preoccupati, l'avete sentito. E saluto anche Giuseppe Pan, consigliere regionale. Buongiorno Pan, grazie, anche un pezzo che non ci vediamo. Buongiorno. Era un pezzo, sì, ciao Mirella, ciao a tutti. Ciao Perciò questa mattina abbiamo Lega e Fratelli d'Italia, vedremo, di solito vanno sempre d'accordo a Sveglia Veneti, non so se l'atmosfera del mattino, sono belli, rilassati, siamo ancora hanno ancora le rogne da sbrigare, allora sono tranquilli, però qui va sempre bene. Allora grazie, io partirei proprio dal sindaco. Sindaco, cosa ci sta raccontando? Tanti problemi, la prima porta che si apre è quella del sindaco perché è quella. Sì, si parla di mensa, io non vorrei proprio calcare la mano su questo perché ci sono delle indagini in corso, bisogna capire cosa sta succedendo, però si capisce anche bene questo genitore che è molto allarmato. Però io dico a questi genitori: cercate di far mangiare bene i vostri bambini, perché capite che la Mirella, dove invito i pediatri e dicono parla di obesità infantile perché siamo molto preoccupati, io direi a certe mamme di fare delle buone pastasciutte non sarebbe male, magari anche fredda, che va sempre bene. Adesso poi si apre la bella stagione, verdura, frutta, perché così non possiamo più andare avanti, non possiamo neppure stare zitte. Allora non si va nella mensa, come ha detto il sindaco di Casale Golisciani, aveva fatto una mensa molto salutare, frutta, verdura. Non vi dico cosa è successo, poveretta, ha dovuto togliere tutto perché è stato: ma si mangia poco, non si mangia per niente, i miei bambini non mangiano quello, poi mangiano qualcosa d'altro che fa molto male. Allora sindaco, com'è la situazione? Allora, come dicevi tu Mirella, il sindaco è la prima persona, la persona più vicina ai cittadini, è quella che da un lato si prende tante responsabilità, ma dall'altro lato deve anche dare delle risposte in tempi veloci a queste famiglie che sono preoccupate per quello che sta succedendo. E infatti abbiamo cercato di costruire un percorso che chiaramente speriamo che sia circoscritto ad un periodo, perché è una situazione appunto di emergenza, ma proprio per cercare di venire incontro alle famiglie e restituire un po' di serenità a quello che sta mancando con tutta la questione, insomma, della mensa scolastica. Abbiamo visto più episodi, adesso poi grazie anche ai media che danno informazione, le notizie circolano molto veloci e quindi è chiaro che tutte queste notizie hanno creato un panico diffuso, per cui come amministrazione ci siamo sentiti di andare incontro alle famiglie in accordo con il dirigente scolastico e di consentire il pasto domestico, fin tanto che appunto le indagini sono in corso, proprio perché anche su questa vicenda non ci si può sbilanciare molto, perché appunto le autorità competenti stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, perché bisogna assolutamente trovare un responsabile. Non possiamo permetterci che queste cose succedano, soprattutto quando si parla della salute dei nostri bambini e della loro sicurezza alimentare. Però un altro accenno importante che facevi Mirella è proprio quello di cosa mangiano i nostri bambini, perché stiamo vedendo, ovviamente non è da generalizzare, però in molti casi quello che gli studenti ci portano da casa non è sempre così salutare. E allora vediamo insomma che i convegni sono sempre molti, lo dicono i pediatri, lo dicono gli esperti, di quanto sia importante fin da piccoli riuscire ad impartire un'alimentazione equilibrata, un giusto apporto calorico e soprattutto l'approccio a quelli che sono le verdure, i legumi, la frutta e tutti quegli alimenti che ci permettono, ecco, di stare in un equilibrio fisico importante, oltre all'attività fisica, che anche questo è un altro dei tasselli, perché il fenomeno dell'obesità purtroppo è un altro dei fenomeni che sta colpendo le nostre giovani generazioni. In America vediamo che hanno già i loro bei problemi, però qui in Italia, che insomma abbiamo anche una cucina mediterranea che ci permette di spaziare e uno stile di vita che ancora ci permette di stare in salute, dobbiamo cercare ancora di più di far rimanere saldi e fermi questi principi, perché il benessere dei nostri bambini, ripeto,
parte sempre da come si mangia e da cosa gli insegniamo fin da piccoli. Quindi torno riprendendo che da parte nostra come amministrazione e come sindaco assolutamente la massima disponibilità nei confronti dei cittadini per dare delle risposte anche veloci e per cercare insomma di arginare queste situazioni che, continuo a ribadire, stiamo monitorando e i controlli sono intensificati. Dall'altro lato però una collaborazione che chiediamo ai genitori affinché questa possibilità non diventi diseducativa, ma diventi un elemento in più per far imparare ai nostri bambini a mangiare anche cose diverse, ma stando insieme, stando appunto in equilibrio e in salute. Allora io andrei proprio adesso da Giuseppe Pan, oltretutto lui è anche veterinario, lui sa di cosa parliamo, di cosa mangiamo e tutto va sempre bene qua in Italia. Quando c'è qualcosa che non va male, no, i controlli ci sono, è tutto a posto, tutto perfetto, io non sarei proprio così sicura, Pam, perché io ho parlato con una persona che si occupava di alimenti, parlo in generale, e mi ha detto: tu non hai idea di cosa trovavamo, di cosa troviamo, non è che bisogna stare tranquilli, ma bisogna attenzionare al massimo. Anche perché devo dirlo, e lo dico pubblicamente, io molte volte ricevo le cose dal Banco Alimentare di Verona, perciò dei rati alimentari, che vengono anche dalla comunità europea o anche da privati, non lo so. Comunque a un certo momento ci dicono: fermi tutti, perché bisogna sospendere e capire quel prodotto che cosa c'è dentro. Magari che il prodotto cosa ha dato via, perché non è che il prodotto lo teniamo lo diamo. Allora Pan, ci vuole dire se è proprio vero che funziona, che va tutto bene, che non c'è problema, che quando escono i NAS è sempre tutto a posto e poi ci troviamo in queste situazioni. Questa mangia il panino con la cioccolata e va al pronto soccorso perché è successo di tutto di più. La plastica, sti vermi che no, veramente dobbiamo chiamarli come chi ma avete visto cosa ci hanno fatto? Allora qualcuno ha detto: ma è una foto che qualcuno ha scattato. Beh, non è che noi possiamo far vedere delle foto scattate al momento. Allora Pan, com'è la situazione? Beh, intanto buongiorno anche al sindaco che ho ascoltato, è molto brava. Devo dirvi che comunque prima non sono veterinario, ma sono un agricolo. In agraria, lui però mi occupo sempre, anche di animali, quello sì, però non sono veterinario. Però i controlli ci sono a diversi livelli, a diverse catene, perché naturalmente sono dalle nostre ULS portate in tutte qui NAS, i carabinieri, il NOE, eccetera. E poi c'è una responsabilità anche diretta dei produttori agricoli. Diciamo che il grosso dei problemi deriva dalle importazioni. Noi non siamo autosufficienti praticamente quasi su nulla dal punto di vista agricolo, forse sul vino, ma sulle altre, il resto delle derrate alimentari noi importiamo da tutto il mondo. Ricordo, importiamo i cereali dall'Ucraina, Russia, ma anche da tutto il resto del mondo, dall'America, la carne dall'America del Sud e diciamo tanti prodotti che noi pensiamo e troviamo così nei nostri supermercati arrivano dall'India, dall'estremo oriente, Cina, quindi nella globalizzazione anche agricola noi importiamo le nostre aziende nel nostro agroalimentare, che ricordo è uno dei primi del mondo, al di là dei dazi che adesso sono arrivati, ma che comunque trasforma e lavora prodotti da materie prime che arrivano in tutto il mondo, e questo è lì forse un problema, perché sui prodotti primari, le importazioni, a volte i controlli di chiatte, navi, cisterne che arrivano, latte che arriva da tutta Europa, olio che arriva da tutto il mondo, capite che a volte quel personale non è così semplice. In tempi in cui ci sono i dazi, tra l'altro, io ho ascoltato il sindaco che diceva che io ho fatto il sindaco anch'io, e nelle nostre mense i controlli sono fatti, e soprattutto ci sono le dietiste che danno ai nostri bambini del cibo che generalmente dovrebbe essere sano e controllato, perché poi le aziende, anche quelle sugli asili e sulle scuole, sono ipercontrollate.
Diciamo che il 50% dei bambini italiani sono obesi, dovuto purtroppo poi che quando vanno a casa e vanno non so, al McDonald's, Burger King, faccio un po' di nomi, no? Io adesso, visto che i dazi sono tutta roba americana, metterei il 300% dei dazi su queste catene alimentari. Vogliamo vedere che un panino invece di costare 5 euro costasse 20, vediamo quanto vanno a mangiare quelle schifezze, però poi lì è lì che è il problema, no? Perché i bambini, se tu li guardi e dici cosa dovete mangiare oggi, pizza, Burger King, McDonald's, chiuso, quella è l'alimentazione che hanno in testa, e quindi noi dobbiamo educarli sempre di più a un'alimentazione corretta, altrimenti creeremo degli adulti ma anche degli adolescenti con tanti problemi che già ci sono dal punto di vista alimentare. Poi ci sono i controlli che vengono eseguiti all'interno dei supermercati e all'interno dei ristoranti. Adesso c'è la moda di tutti i ristoranti etnici della terra, e quindi lì le norme igieniche a volte su alcuni, io ad esempio a Cittadella con la sindaco ho proibito i kebab appunto per il problema igienico-sanitari, se venite a Cittadella non ce n'è uno, infatti abbiamo fatto un'ordinanza, ancora l'ho fatta io 15 anni fa, giusto perché io penso che i nostri ristoratori, i nostri comunque addetti all'alimentazione locali siano molto più puliti o diano comunque più certezze magari di altri che provengono da altre parti, non senza nulla insistere, ma purtroppo ci sono problemi anche di questo tipo, e quindi abbiamo visto sequestri di derrate alimentari provenienti da paesi dell'Oriente, anche a Padova, che avevano dentro i bidoni di tutto e di più. Ricordo, e dopo chiudo Mirella se non vado massa avanti, che se andiamo a mangiare una pizza il 50% del pomodoro viene dalla Cina e il 100% dei funghi lo stesso, quindi attenzione, perché poi ci scontriamo comunque con la dieta mediterranea, ma con materie prime che arrivano Oddio, invece qua terra di fuochi, mangiare anche i pomodori nostri, scusa pa, ma anche no, anche no, pa, anche no, non stiamo andando troppo lontano, che avevamo dei bei rogni in casa e lasciamo perdere i FAS a Vicenza. Andiamo da Garofalini. Garofalini, come commenta le parole del sindaco e di Giuseppe Pan? Prego. Voce. Saluto tutti i telespettatori, Mirella, e anche gli ospiti, perché non ho fatto modo prima, non ho avuto occasione di farlo prima. Decido sempre di non voler venire per non arrabbiarmi, poi la tentazione di essere qua in trasmissione in realtà supera un po' quelli che sono dei miei pregiudizi. Allora, dobbiamo dire le cose innanzitutto come stanno. Tempo fa noi come Adico denunciavamo che una famiglia su 4 oggi in Veneto è a rischio di povertà. Conseguentemente a questo, oggi le famiglie si stanno adoperando su 2 fronti per poter sopravvivere, perché oggi bisogna parlare in questi termini. La prima è cambiare le abitudini alimentari. Oggi si entra sui supermercati, gli unici prodotti che troviamo in offerta sono quelli praticamente prossimi alla scadenza o diciamo scaduti. La seconda è quella di tagliare sulle visite mediche e sulla sanità, perché oggi le persone non hanno più soldi neanche per fare la prevenzione. Ora, se noi stiamo qui a parlare di dazi e di altre cose, è la testimonianza proprio che la politica ha fallito, perché una politica fatta di dazi, al di là del colore di un partito o di un altro, comunque certifica che c'è stato un fallimento della politica e di tutti quelli che sono anche i rapporti internazionali. Ma venendo nello specifico e parliamo delle famiglie venete, oggi noi, se vogliamo parlare di settore alimentare, constatiamo che gli unici prodotti in offerta sono quelli che troviamo all'interno dei supermercati che scadono. Questo come conseguenza ha portato a cambiare le abitudini a tavola. Dove noi eravamo abituati a mangiare in un certo modo, oggi mangiamo in modo completamente diverso. E soprattutto contestiamo anche come associazione il fatto che oggi sono attivi i famosi 200 euro di bonus sulle bollette, quando il riscaldamento ormai lo stiamo spegnendo e l'inverno lo abbiamo superato. Come si può giustificare che una famiglia su 4 in Veneto è a rischio di povertà assoluta
e dove i servizi alla persona continuano ad aumentare a dismisura. Che senso ha dare 200 euro di aiuto sulle bollette alle famiglie adesso che non ne hanno più bisogno, quando pago 300 euro un attacco o 280 euro una risonanza? Perché invece di dare soldi così inutili non diamo la possibilità alle persone di curarsi, dove oggi stiamo tagliando anche sulla prevenzione? Questo è il quadro che noi come Adico continuiamo a denunciare, un quadro che le famiglie stanno con sempre più fatica arrivando a fine mese, e dove oggi i single e gli anziani non ce la fanno più, dove oggi gli anziani pagano 3.000 euro una retta a una casa di riposo, dove oggi gli anziani pagano 2.000 euro una badante che vengono a prendersi cura di un caro. Ci siamo mai posti la domanda come fa l'altro coniuge che ha il caro in casa di riposo o una badante, come fa a pagarsi le bollette o comprarsi la spesa? Molto chiaro, e in effetti quello che dice Garofolini è quello che sentiamo dalle telefonate che io ricevo al mattino, specialmente dai diversi giovani. Prima spiegavo alla sindaca che ho proprio questa mattina ricevuto una telefonata di una 83enne disperata e non sa a chi rivolgersi, ecco, piangono al telefono, non hanno numeri di telefono, ecco, il comune non mi risponde, mi buttano giù il telefono, io non so dove andare, perciò io penso che bisognerebbe anche ascoltare queste persone, indipendentemente poi se si può aiutare. Prego? Scusami, un'ultima cosa, scusami se interrompo. Noi come Adico stiamo portando avanti un'iniziativa forte di una sentenza della Cassazione che prevede che la Regione debba rimborsare le rette che le famiglie hanno sborsato per il mantenimento delle persone malate di Alzheimer sulle case di riposo. Stiamo assistendo circa una novantina di famiglie. Oggi la Regione non ha ancora risposto a una lettera che sia una che noi stiamo continuando a mandare dal nostro ufficio legale, in virtù di una sentenza della Cassazione che ha stabilito che una persona che è ammalata che è in casa di riposo non è in regime alberghiero, non si sta facendo le vacanze dove devi pagare 3.000 euro per avere qualcuno che ti accudisce. Come mai la Regione non risponde a queste diffide legali che l'Adico sta mandando? Poi sentiremo Pan, comunque la risposta è che dobbiamo ascoltare da parte mia queste persone, non è possibile che chiamino la Mirella e non riescano ad essere ascoltati da chi di dovere, sono persone che noi paghiamo e perciò io penso che l'ascolto sia doveroso, indipendentemente se si può aiutare o meno, ma l'ascolto almeno quello fatelo per cortesia, perché io tutte le mattine, voi lo sapete, ho queste telefonate che devo chiamare, poi devo chiamare il sindaco, fammi una cortesia, lo sa anche la sindaca qui presente, poi io chiamo sempre loro, devo dire la verità, mi rispondono, si informano, però non è questo il percorso, non è la Mirella che deve chiamare, ecco, questo dovrebbe essere chiaro. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, sbassa televisione Rinaldo, te prego, vai. Sì. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Innanzitutto su quello che riguarda il Magnar, va bene, non è vero niente, quello che stiamo dire ormai adesso è che tutta roba è l'80%, c'è roba che si importava da paesi stranieri che non ha le regole nostre, va bene. Io ricordo tutte scolasce, sono nato sulla frutta e la verdura, e ho 81 anni, va bene? Una volta che c'era roba da mangiare buona, adesso i giovani che da 30 anni, mi dai il confronto di quello che magari mangiati da fiori e quello che mangia adesso. Anche la verdura e la frutta non c'è più quella di prima, perché non c'è più la roba autoctona, che i contadini una volta metteva via i semi, e adesso si compra tutte le semenze dai consorsi, e dalle porcarie che dai gli americani, ti ha capito? E dopo, quello di importare i moni dal Marocco, da Spagna, da tutti i paesi. E avremo la Sicilia, avremo i moni più buoni del mondo, ti ha capito? I moni dei siciliani, i Gianfitto fanno proprio perché il nasce da un sole, insomma è una roba stupenda. Qua nel Veneto avremo i lamperini, i meoni a Moiano, c'erano i persichi buoni a Moiano, c'erano gli sparigi, c'era di tutto. Adesso non c'è più niente,
tutti a comprare roba in supermercato, se facesse un'accurata sorveglianza in supermercato, su 10 gliene saranno 9. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, ho tanti ospiti, ma sei stato molto chiaro, avevamo il mondo e l'abbiamo buttato, gettato, purtroppo è vero anche quello che dice, perché bisogna dare atto anche ai telespettatori. Allora Sindaco, cosa dice Sindaco Pilon delle telefonate, ma soprattutto di quello che ha detto sia Pan che anche Carlo Garofalini? Allora, innanzitutto sono felice di arrivare da una famiglia contadina in cui a casa abbiamo ancora l'orticello e anche le galline. Come agricolo, esatto, solo agricolo. Esatto, e quindi di mangiare ancora i pomodori dell'orto e tante altre cose. Quindi speriamo insomma che proprio non vadano in fumo tutte queste belle tradizioni e tutto questo nostro bel passato dei nostri nonni che ci hanno portato ad essere quelli che siamo ad oggi. Poi invece per quanto riguarda l'ascolto, credo che questo sia fondamentale nei confronti dei cittadini, perché abbiamo avuto di recente anche a San Biagio un caso che poi ha fatto anche questo qui notizia di un signore che aveva bisogno d'aiuto, e devo dire che alle volte le pubbliche amministrazioni non sono sempre in grado, ma per alcune difficoltà oggettive, di dare delle risposte immediate. Però assieme si può costruire un percorso, certo. Si possono comunicare anche degli strumenti che magari non è l'amministrazione ma delle associazioni con cui l'amministrazione collabora mettono a disposizione, piuttosto che l'altre, piuttosto che altre forme. Sto pensando al problema della casa, che oggi è uno dei problemi che noi riscontriamo maggiormente, tante emergenze abitative, ed è davvero difficile riuscire a dare riscontro. Da un lato perché anche se abbiamo delle abitazioni sfitte ci sono delle impossibilità proprio a livello economico di poter acquistare e riqualificare l'edificio, quindi si va a cercare l'affitto, ma oggi gli affitti sappiamo che o non ci sono o sono a dei prezzi che sono improponibili, e allora ecco che eventualmente l'amministrazione interviene con un contributo che può dare in modo tale da alleviare almeno parzialmente insomma le famiglie. Dall'altro lato anche tutte le graduatorie che il Comune cerca di fare per assegnare le case popolari non è sempre facile, perché una volta fatta la graduatoria poi bisogna avere la disponibilità delle abitazioni, e devo dire che anche l'ultimo bando che noi come Comune abbiamo fatto abbiamo avuto il doppio di richieste rispetto a quelli degli anni precedenti. Questo è un dato che ci fa fortemente preoccupare, perché ci fa capire lo stato di povertà, come si diceva prima, dei nostri territori, ed è un numero che dall'altro lato però ci mette nella prospettiva di dover dare delle risposte in questo senso, e quindi fare anche degli investimenti che, è vero, la pista ciclabile, la palestra e la strada da riasfaltare, però dall'altro lato degli investimenti proprio in campo abitativo per dare delle risposte, per dare una dignità a tutti coloro che magari non possono permettersi l'acquisto della prima casa, che una volta era uno dei principi forse più solidi anche delle generazioni che mi hanno preceduto. Oggi invece forse anche questa prospettiva dell'acquisto e quindi della proprietà è cambiata in virtù magari di un affitto, ma proprio perché diventa difficile economicamente riuscire ad affrontare tutto questo. Lo vediamo, un tempo c'era magari anche solo un genitore che lavorava e riuscire a vivere in modo dignitoso era possibile, oggi è doveroso che entrambi i genitori vadano a lavorare per poter sopravvivere. È molto chiaro, infatti è proprio così, con 2 stipendi non ce la fanno veramente a sopravvivere, delle volte veramente pagando 500-600 euro di affitto o di mutuo, bollette, ditemi voi come si fa. Allora sentiamo Pan come commenta le parole del sindaco e anche di Garofalini. Prego Pan. Sì, intanto volevo rispondere a Garofalini, scusa se il cognome. Presidente Adico Garofalini. Sì, perché lui ha posto un problema serio, molto grave, che è quello dell'Alzheimer, che noi stiamo affrontando. Io sono anche componente della 5ª Commissione Sanità della Regione, e questo è un problema che spesso e volentieri abbiamo anche con i servizi nostri e con i dirigenti, e in commissione affrontato con l'assessore Nazzarin, e poi c'è stata questa sentenza, è una sentenza importante, che ha detto che comunque questa malattia deve essere presa in carico dagli enti come il nostro. Quindi sicuramente io ho parlato con l'assessore e stiamo valutando appunto la presa in carico, anche se questo diventerà un costo veramente importante, perché con l'aumentare della vita, questi tipi di malattie stanno diventando sempre più, con casi veramente sempre più lunghi, più grandi, e quindi è un problema
veramente non solo per la Regione Veneto ma anche a livello nazionale si parla di svariati milioni di euro che devono essere trovati per garantire a queste persone comunque una corretta assistenza nelle nostre case di riposo, che giustamente ha detto anche il Presidente prima, hanno avuto un aumento dei costi dovuti a un sacco di altri problemi oltre all'energia eccetera. Tenere un anziano in una casa di riposo adesso va sui 3.000 euro più o meno al mese, col contributo regionale noi riusciamo a pagare una metà circa, ma il resto va a carico delle famiglie o dell'ospite, e quindi sicuramente avere un ammalato di Alzheimer in casa diventa veramente una vita ingestibile. Noi qui con l'UIS interveniamo, ma c'è molta strada ancora da fare. Con il Presidente della Quinta Commissione Brescazzi stiamo valutando anche una legge apposita sui caregiver, cioè sulle assistenze familiari, in cui dovremmo portarle in Consiglio regionale prima della scadenza del mandato, io penso già nei prossimi 2 o 3 mesi prima dell'estate, in modo da dare anche qui un'opportunità alle famiglie che si avvalgono dei caregiver, che sono le persone che vengono in famiglia ad aiutare gli anziani e magari i portatori di handicap o le persone in difficoltà. E questo è quello che stiamo facendo per comunque dire al Presidente. Io ho letto la sua lettera perché mi è arrivata, devo dirle, ma deve rispondere l'assessore in questo caso e penso che lo farà con la struttura a breve. Diciamo che stiamo agendo su questi fronti per dare naturalmente delle risposte che non saranno subito, ma perché ci vuole poi anche comunque una bella fetta di finanziamento che dovremo comunque recepire all'interno della sanità. Naturalmente poi sulle case a riposo, e lo sappiamo dove sono i problemi, sono anche quelli del personale. Faccio sempre un appello a ogni trasmissione che voglio io, se troviamo c'è qualcuno che vuole accingersi a fare l'infermiere come mestiere, sapete che avete le porte spalancate dentro tutti i nostri ospedali e dentro tutte le nostre case di riposo, quindi chi ha voglia e la passione di questo mestiere, che purtroppo sta sparendo anche questo, si avvicini pure alle nostre strutture. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. No, io volevo fare un discorso, poi volevo sentire, visto che è specializzato il signor Pam, no? Allora, se anche hai una sola gallina, ti danno un codice identificativo e si deve sottostare a normative sanitarie da 1 a 250 galline. La normativa è praticamente identica. Chiunque detiene galline abusivamente può incorrere in una multa che arriva fino a 30.000 euro. Bisogna compilare i moduli di registrazione dei veterinari anche per una sola gallina. È obbligo di ispezione quotidiana se la tieni per le uova. Quindi io penso che le regole sono importanti e hanno accompagnato la civiltà. Nessuno di noi vorrebbe ritornare indietro perché stiamo bene, insomma, però c'è bisogno di semplificazione. Il discorso è che è diventata le regole sono diventate una dittatura, no? Cioè la forma che sono le regole è diventata una dittatura a scapito della sostanza. Allora bisogna fare le regole ma con semplificazione. Cioè uno che ha una gallina e uno che ne ha 250 galline, è ovvio che quello che ha una gallina la detiene per compagnia o 2 o 3. Secondo me dovete fare dei decreti, poi ci sono anche leggi comunali, dovete fare dei decreti in regione che se uno ha 2 o 3 galline non incorre a una multa di 30.000 euro. Poi Pan, che è esperto, mi correggerà se ho detto qualcosa che è sbagliato. Buona giornata signori. Grazie. Allora, prima di sentire Giuseppe Pan sentiamo invece Garofolini cosa dice queste regole. Io veramente sono molto preoccupata di quella signora che è venuta in trasmissione, Garofolini, che ben per 2 volte ha tentato il suicidio. Ha detto: nella carta ho 9 persone che mi seguono, 9, le ha tutte elencate, e in realtà non ho nessuno. Sono mesi e mesi che non ricevo una telefonata, non ho un centesimo in tasca, chiamo, passano tutti il cerino, ho cambiato 3 amministratori e uno peggio dell'altro, nessuno mi aiuta. Cosa devo fare?
allora Mirella chiama gli avvocati e andiamo avanti con gli avvocati per vedere com'è che funziona. 9 nella carta, in realtà nessuno. Garoffolini? La situazione, Mirella, purtroppo reale che vivono le famiglie è questa. Noi l'altro giorno come Adico abbiamo provato a elaborare dei dati Istat del 2024 per capire quanto costa per un individuo di una famiglia al giorno la vita, ed è uscito 52 euro al giorno. Cosa vuol dire? Che ognuno di noi, tra bollette, spesa alimentare, costi della vita, imprevisti, eccetera, spende 52 euro al giorno. Il single 76. Quindi ci fa capire come il single è anche più in difficoltà rispetto magari a una coppia. Rispondo anche un attimo a quello che ha detto il sindaco poco fa. Allora, come possiamo credere, perché bisogna essere anche reali, quando diciamo che un giovane deve uscire di casa e farsi una famiglia dove il mercato del lavoro offre solo precarietà e stipendi da fame? Io ho 2 figli che hanno 27 anni, diplomati, laureati, che prendono 1.400 euro al mese. Vogliamo prenderci in giro quando diciamo che questi giovani non hanno la forza di poter costruirsi qualcosa, o vogliamo vivere nei salottini dando e dispensando consigli che sono fuorvianti rispetto a quello che è una realtà? Siamo provati ad andare in banca con uno stipendio da 1.400 euro al mese e chiedere un mutuo di 30 anni e dopo spiegargli a un giovane come fa a vivere con i rimanenti 760 euro, che magari deve pagarsi la macchina, la benzina per andare a lavorare, il bollo, l'assicurazione, la bolletta del gas, eccetera, eccetera, eccetera. Quando a una famiglia gli arrivano 500 euro di bolletta del gas, come glielo spieghiamo che non hanno soldi per curarsi, dove non si va più dal dentista, non si va più dall'oculista, non si fa più la prevenzione? Ma noi abbiamo capito che non fare la prevenzione è un costo per la sanità, dove oggi io risparmio, domani pagherò il doppio. Allora, la situazione che noi oggi abbiamo è quella che una famiglia su 4 è in rischio di povertà assoluta. Quando il signore dice che i pomodori da una parte costano meno rispetto a quelli comprati da un'altra, ma noi siamo convinti che se spieghiamo alle persone di comprare i prodotti stagionali o andare ai mercati a chilometro zero risparmiano? Perché la realtà è che se io entro dentro un fruttivendolo, entro dentro un'oreficeria, se io riempio 2 borse di frutta e verdura, io mi rovino quel mese. Come mai la frutta e la verdura di stagione comprata sui mercati rionali o sulle aziende a chilometri zero costa molto di più di quella importata? Perché ci sono dei controsensi e dei paradossi così illogici nei mercati e nella filiera che all'utente finale possiamo pure stare qua a raccontargli quello che vogliamo, ma quando vediamo i radicchi a 16 euro al chilo, per esempio, o le ciliegie a 14 euro al chilo, per esempio, o l'olio extravergine di oliva che nei periodi che lasciamo perdere è andato a 15 a 16 euro al litro, e adesso che siamo ritornati ai prezzi di produzione normali si è mantenuto ai stessi valori. È perché un anno piove troppo, aumenta il vino, un anno piove poco e aumenta l'olio, un anno fa caldo e aumenta la farina, un anno non fa caldo, ma qua aumentano. Ma quando mai si ritorna alle condizioni per cui i prezzi diminuiscono? Perché durante il Covid, che sono aumentati i prezzi a lunga scadenza, i prezzi di consumo degli alimentari, anche quelli conservati, terminato il Covid non si sono mica abbassati. Sai cosa è successo? Che a pari prezzo hanno ridotto il peso delle confetture. Ma crediamo che la gente che vada a fare le spese siano degli scemi? I biscotti da mezzo chilo sono diventati 350 grammi, i fazzoletti di carta di 10 sono diventati 8, e così le scatole della pasta, della farina, di qualsiasi cosa
riduco le quantità mantenendo dei prezzi che dal Covid in poi hanno solamente saputo aumentare. Fermo Garoffolini, Dove se no oggi- non ce la faccio, che devo andare anche in pubblicità, ma voglio sentire cosa dice il sindaco, perché poi è là che bussa il cittadino, non sono No, altri, poi il certo. sindaco non ce la faccio, mi aiuti, prego. No, ma anche un inciso, se posso. Prima, quando si parlava di dazi, non è perché i dazi siano più importanti della salute, della prevenzione, di quant'altro, ma perché i dazi poi hanno una ripercussione sulla nostra economia, sui nostri prodotti e quindi sul potere d'acquisto delle famiglie, e quindi mi ricollego ai crescenti prezzi di tutti quelli che sono i beni di prima necessità e la Ma difficoltà i delle dazi, famiglie. scusi, i dazi Quindi sono di No, non ieri. parlatevi Le famiglie sopra, non hanno più soldi Garoffolini, per non parlatevi curarsi da sopra, anni. adesso finisce il sindaco, non parlatevi sopra, prego, non Quindi funziona così qua. i produttori locali sono preoccupati di questo, perché chiaramente un mercato estero che applica dei dazi è chiaramente una ritorsione negativa per loro stessi, al di là che poi sia l'America che li applica all'interno del loro continente, quindi è un meccanismo diverso da quello che uno può implicitamente pensare, però le ripercussioni è inevitabile che ci siano anche sul nostro mercato italiano e quindi sui nostri prodotti, ed è quindi questa la riflessione che noi dobbiamo fare e capire, insomma, che l'Italia non è un paese a sé stante, ma deve fare i conti con quello che succede a livello europeo e a livello mondiale, ma proprio per riuscire a tutelare con delle politiche quelli che sono i nostri cittadini, perché noi amministratori, che siamo il contatto diretto con chi ha bisogno di aiuto, percepiamo, e ringrazio anche Mirella, con i banchi alimentari e quant'altro, che ci sia proprio un problema con l'acquisto semplicemente delle cose più semplici, con delle cose più banali, perché sta venendo meno proprio quello che dicevo prima, è il potere d'acquisto delle famiglie, e quindi chiaramente questo mette in grave difficoltà ed è chiaramente uno dei motivi per cui ci sono quei bandi che sembra di no, però tra l'asporto rifiuti, tra un po' riscaldamento, tra una contribuzione per quanto riguarda gli affitti che i comuni piuttosto che la regione mettono a disposizione delle famiglie, sono piccoli tasselli, ma che se non ci fossero è sempre un qualcosa in meno da dare alle famiglie. Luciano da Desenzano del Garda, vai Luciano. Sì, Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti gli ospiti. Il signore, non mi ricordo come si chiama, ha parlato benissimo. Garoffolini, non so. Garoffolini, presidente Garoffolini Adico. La signora sindaco la conosco perché la vedo tante volte con Bacialli, il signor Pan, ma l'altro signore lì si è dimenticato di dire che la rovina è stata l'euro. Mio padre, c'è stato un presidente del Consiglio, quando c'era la lira, che ha detto porterò le minime a 1 milione di lire al mese, dai 500-600 mila lire a 1 milione di lire. Viveva con la seconda moglie perché era vedovo mio padre e si scaldava con 100 euro di gas, si scaldava, tra parentesi. Chi prendeva 1,2 milioni, 1,4 milioni come i suoi figli, adesso prenderebbe 2.600.000 lire. Si viveva prima. Se uno prendeva 2 milioni di lire, pagava 400-500 mila lire di pensione, di affitto, e gli restavano 1,5 milioni da vivere. Io so benissimo, te lo dico sempre, ma è stato l'euro la rovina. Devono aumentare, chi prende 600-700 euro, anche 1.000, devono mettere in busta 1.500 euro minimo, devono mettere in busta. L'euro è stato la rovina, e questo è inutile che stiamo qua a parlare. Se io avessi bisogno della badante, Mirella, io prenderei 2.200.000 lire e pagherei 1 milione di badante, no? E mi resterebbe 1,2 milioni da vivere. Adesso con i 1.100 euro di pensione, se ho bisogno di badante perché ho 78 anni, 6 mesi, come faccio a pagare 1.500 euro di badante o forse di più al mese? Vi saluto, buongiorno a tutti. Grazie bravissimi. caro Luciano, grazie. Adesso andiamo in pubblicità e poi andiamo da Giuseppe Pan, consigliere Lega in Regione. Diamo la parola a Giuseppe Pan, consigliere regionale
a Venezia naturalmente della Lega, come risponde sia a quello che abbiamo sentito dai telespettatori ma quello che hanno detto anche gli altri ospiti. Prego Pam. Un po' di cose perché mi sono segnate, perché tante cose. Allora volevo rispondere al telespettatore quello dei polli, no? Giusto, mi pare fosse da Verona, non so. Sì, Claudio da Marano Vicentino. Marano Vicentino, scusa, Verona è il signore dopo. Sì, per quanto riguarda la legislazione dei cosiddetti punari, non so come diciamo avviati a Treviso, praticamente il problema grosso di queste situazioni, tutti magari noi siamo arrivati da famiglie contadine e chi ha ancora lo spazio si tiene giustamente una gallina, del polli, fa le uova, eccetera, eccetera. Purtroppo negli ultimi anni cosa è successo? Che è arrivata sta aviaria, che è come avete visto anche in America, è stata una malattia che ha falcidiato centinaia e migliaia di polli. Anche qui in Veneto noi siamo i primi produttori europei di polli e galline ovaiole, quindi noi abbiamo centinaia di allevamenti sparsi soprattutto tra le province di Verona, Padova, Vicenza, Venezia, dove alimentiamo un mercato, il mercato agroalimentare, ma anche il mercato comunque interno molto importante. E quindi soprattutto negli ultimi anni con l'aviaria, che viene trasmessa soprattutto attraverso gli uccelli migratori che arrivano dall'est, che poi si fermano naturalmente e hanno contatto soprattutto con le galline e con i polli che sono tenuti per casa, e da lì si trasmette agli allevamenti dove abbiamo dovuto abbattere milioni di capi noi in questi anni, milioni, con anche una grande spesa da parte poi per lo smaltimento delle carcasse, dei tacchini, dei polli. Quindi c'era qualcuno, ricordo al telespettatore, che all'epoca anche a livello europeo voleva eliminare proprio tutti gli allevamenti, quelli di casa. Mi sono un po' messo di traverso io in regione, perché ho detto è una tradizione, è una cosa che tutti noi abbiamo, ma il compromesso è stato comunque quello di comunque effettuare delle verifiche, dei controlli anche sugli allevamenti privati e hobbistici, diciamo. Veloce perché sennò non ce la faccio, sono tanti gli argomenti. Altro problema era quello dell'inflazione, dell'aumento delle derrate alimentari. Ha ragione il presidente Garofolini che dice che comunque con l'aumento dal Covid a oggi, tra il Covid, le guerre, le crisi, Suez e avanti, l'inflazione sui prodotti alimentari io l'ho stimata dal 25 al 30% negli ultimi, chiamiamoli 3 anni. E quindi l'aumento sconsiderato delle materie prime, anche quelle importate e prodotte, ha comportato un aumento poi sugli scaffali che non è più tornato indietro, perché adesso ci dicono tutti quest'anno l'inflazione è del 2%, non è vero, perché se la sommiamo nei 3 anni sfiora quasi il 30%, significa che come ricordava il Presidente, il pane, le farine eccetera sono moltiplicati. Ma non è che siamo su un paese di furbi invece, Pan, non è che siamo su un paese di furbi, Pan, non è che siamo su un paese di furbi che alla fine il furbo ci guadagna e gli altri pagano perché la burocrazia ci impedisce di andare avanti. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. I soldi vanno all'agricoltore, quello che produce appunto che poveretto. Paola, vai. Alle catene sì, sto aspettando che vai Paola, se no non ce la facciamo, vai. Va bene, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, per quanto riguarda gli allevamenti, proprio ieri ho visto l'intervento di un senatore che non ricordo il nome, comunque della Volkspartei, il quale ha messo proprio il dito sulla piaga, perché se noi pensiamo di continuare a fare questi orrori di allevamenti, non sto parlando dal lato etico, anche se mi riguarda, ma per carità, non parliamo di etica e di morale che di due bestemmie, parliamo dal lato pratico. Se noi pensiamo di continuare con questi obrobi, con questi mostri, non sono più dei polli, perché diventano adulti in 6 mesi, quindi imbottiti di tutti i farmaci possibili, quindi non riescono più a sollevarsi sulle loro zampe perché hanno il petto talmente grande. In più si sa benissimo che non vedono mai l'aria, la luce, anche se è scritto a terra sì, ma dentro su un capanò, tutti strucai, in decine di migliaia, quindi malattie a nastro,
quindi antibiotici a nastro, quindi antibiotico resistente. Grazie Paola, non posso più andare avanti, non ce la faccio, ho tanti ospiti, ma sei stata chiara, allevamenti intensivi, Garoffolini. No, io Mirella concludo dicendo che la situazione ormai l'abbiamo inquadrata bene e sinceramente non so neanche dirti quale può essere la via d'uscita. I dati Istat hanno detto solamente quello che ho detto all'inizio: una famiglia su 4 è a rischio di povertà assoluta. Mi auguro che la politica cominci veramente a organizzare dei servizi accessibili alla famiglia come strumento di contrasto al caro della vita. E concludo dicendo, come Adico, che in Italia, proprio per allacciarmi alla tua battuta, mancano delle leggi che vanno a colpire chi specula, perché oggi contro le speculazioni mancano le leggi. Senta, e noi siamo in un una mondo domanda di veloce: vi siete mai occupati di partecipate? Perché l'altro giorno abbiamo sentito un ospite che ha detto che un consigliere di una partecipata, per non parlare del presidente, va a casa con 25.000 euro al mese. Le risulta? Io non oso neanche immaginare queste cifre qua, perché poi sono dipendente che lavora dalle 7 di mattina alle 7 di sera, ma non mi sorprendono. Sappiamo che abbiamo una politica che è distaccata dalla realtà, e queste persone che prendono questi stipendi poi sono quelli che vanno a dire a quelli che prendono 1.400 euro al mese come fare per sopravvivere. Anche il sindaco, che giustamente dice ci sono tanti piccoli aiuti che possiamo dare, io dico non è così semplice. Uno che lavora non ha tutto il suo tempo da andare in giro per il CAF e per gli uffici comunali e aspettare le tempistiche per avere questi aiutini. E torno a dire, che senso ha dare 50 euro al mese fino a un massimo di 200 euro sulle bollette del gas adesso, quando pago una TAC 300 euro? È questo il controsenso in cui oggi la società convive. Un paradosso. Cominciamo a mettere delle regole e delle leggi che colpiscono chi specula ed intervenire seriamente su quelle che sono delle politiche che dovrebbero sviluppare i servizi alle persone, i servizi alle famiglie. Andiamo dal sindaco, però andiamo con una bella notizia, perché ci sarà una bella festa. Parliamo anche un po' in positivo, sennò quasi da spararsi nel vero senso della parola. Andiamo con i tulipani. Cosa succederà a San Biagio, sindaco? Allora, nella frazione di Sant'Andrea di Barbarana è già aperto il campo di tulipani dedicato a Michela, con lo spirito proprio di ricordare la sua persona. Chi era Michela? Michela era una delle sorelle Coletto, che purtroppo è mancata prematuramente a causa di una malattia, e quindi i fratelli e la famiglia tutta con questa iniziativa decide di ricordarla. E ricordiamo che questa iniziativa ha uno scopo benefico, perché vengono raccolti i fondi per l'AIL. Il prossimo fine settimana, quindi il 12 e il 13 aprile, ci sarà un weekend di festa, il Flower Festival. Tra l'altro il 12 ci sarà anche la Color Ale, che è dedicata proprio all'associazione per la raccolta di fondi contro le leucemie, e sappiamo sempre che è un bel momento, oltre al paesaggio quindi della collina del Piave e dell'Argine, ci saranno anche questi colori che faranno un po' da padroni su questa camminata. E il giorno successivo un evento patrocinato anche dall'amministrazione comunale, proprio per dare questo messaggio di festa, di armonia, di stare insieme, di aggregazione, con uno spirito assolutamente benefico. Quindi invitiamo tutti, sia per la bellezza dei luoghi, per la raccolta dei tulipani, anche ad accogliere questo messaggio di solidarietà in ricordo di Michela. Allora, evviva i tulipani se portano soldini alle comunità per riuscire a sopravvivere, ecco, ed andare avanti, perché come ripeto tutte le mattine, PAN, il mondo del volontariato, gira col commercialista e dobbiamo pagare per fare i volontari. Pensi che la provincia mi aveva chiesto 80.000 euro per mettere a posto il banco solidale. PAN, 80.000 euro alla Mirella per mettere a posto uno stabile, un ente pubblico. Ho detto no, guardate che forse non avete capito niente forse di come, è meglio anche di no. ecco, di come funziona, no, tanto perché sappiate come gira nel mondo del volontariato. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Mirella, ti ha detto che il dottor Pan è anche veterinario. No, agricolo. Agricolo. Ma ti posso assicurare che conosce molto bene la storia, te lo posso assicurare, vai. No, perché volevo dire che quando il dottor Zaia, adesso cambio discorso,
viene per esempio in televisione, ma che tutti i giornalisti che fai domande. Non si capisce mai, dottor Pan? E a parola di giornalisti non si sente mai, bisognerebbe che ognuno che avesse il microfono in mano, perché dopo Zaia risponde, ma non sapevamo cosa chi ha domandato, anche quando che veniva in televisione tutti i giorni. Noi non capivamo niente, ma saremo anche diversamente giovani, ma bisogna che abbia un microfono in mano ogni personaggio che fa le domande. Bisogna alzare il microfono ai giornalisti. Io dico aiuto perché... Grazie Giusy, fammi andare avanti, se no non ce la faccio. Allora Pan, ormai siamo in chiusura, come ci saluta? A Zaia dai una cosa, sicuramente. Pan, siamo in chiusura, come ci saluta? Che messaggio vuole lanciare questa saluto. mattina? Intanto dicendo al Presidente Garofulini che i dirigenti della Regione Veneto nessuno prende 25.000 euro da nessuna parte. Cosa prende? Pan, siamo curiosi. Pan, quando prende? Pan, quando prende? So cosa prendono i consiglieri regionali? Siamo in periodo di Pasqua e siamo in periodo adesso, domenica inauguriamo il Vinicoli. No, se sta Pan, quanto prende Pan? Allora Lorenzoni ha detto 8.000 euro netti. Quanti? 8.000 netti, ha detto Lorenzoni, Arturo Lorenzoni, consigliere. Sì, no. I presidenti sì, dei gruppi, però devo dirti che posso fare un appello ai cittadini, ai telespettatori, visto i tempi che girano, cerchiamo di, quando andiamo a fare la spesa, di andare a comprare le cose dai nostri contadini vicino a casa, dai nostri mercati, e dando un po' di ristoro a chi veramente lavora la terra come facciamo noi. Quindi con questo appello vi saluto e ti ringrazio per avermi invitato alla tua trasmissione. Allora Garoffolini, come ci saluta? Buona Pasqua. Grazie Pan, altrettanto. Io ti auguro solo un buon lavoro a te, saluto tutti gli ospiti, Mirella, e voglio veramente avere speranza in questa Pasqua e soprattutto sperare che ci sia un'inversione di tendenza che a breve termine non vedo in questo momento. Grazie Garoffolini, Presidente Adico, di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta il sindaco Valentina Pilon di San Biagio di Calalta, sempre positiva perché naturalmente bisogna, anche io voglio lanciare un messaggio di speranza, ricordando che ci sono tante iniziative benefiche anche questo fine settimana. Mi sembra che ci sia anche la vendita delle uova di Pasqua e quindi cerchiamo di accogliere questi messaggi positivi e accolgo anche l'invito del consigliere Pan di andare a comprare dei nostri produttori locali. Grazie ai miei ospiti, adesso andiamo in pubblicità. La Commissione Banche ha un nuovo presidente, è il vicentino Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia. Un compito che gli è stato affidato con un consenso più ampio di quello del centrodestra. Questo mi ha fatto certamente piacere, perché quando ci assumono questi incarichi vedere che i voti che ti vengono attribuiti non sono solo quelli sulla carta della maggioranza, ma si ottiene un consenso più ampio e comunque una benevola astensione anche da tutti i componenti della Commissione, quelli che di opposizione. Questo non può che essere un viatico per lavorare bene. Lavorare bene come è abituato a fare Pierantonio Zanettin, che è sempre stato molto sensibile al grido di dolore dei risparmiatori vittime del crack di BPV. Già componente della precedente Commissione Banche, ha ottenuto ottimi risultati con il fondo indennizzo risparmiatori incrementato dal 30 al 40%. Adesso, come presidente della Commissione Banche, potrà completare il lavoro iniziato e infatti nella prima audizione ha già incontrato Patrizio Miatello dell'Associazione Zelino Terzo Daunara, che ha presentato alcune proposte. So che ci sono molte attese, soprattutto dalle associazioni qui in Veneto. Vedremo quello che si potrà fare. Ricordo che nell'ottobre scorso, rispondendo a un question time che avevo formulato, il ministro Giorgetti ci ha detto che, ahimè, il residuo del FIR è stato dirottato per altri fini all'interno del bilancio dello Stato, però si è impegnato nei confronti del sottoscritto a risolvere i casi di quegli errori materiali e formali
per i quali c'è stato fatto un ordine del giorno sul quale il governo ha dato parere favorevole. Ci sono 2 anni di tempo di lavoro e il senatore Pierantonio Zanettin ha già le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere, sia sul fronte delle banche che delle assicurazioni. Noi vogliamo fare un focus soprattutto a tutela del risparmio tradito in passato, ma soprattutto del risparmio che sta anche maturando, per cui ci sarà sicuramente un focus sulle criptovalute, sulla cosiddetta fintech, sulle polizze fantasma, sulle polizze truffa, delle quali troppo spesso i nostri concittadini rimangono vittima. Allora ringrazio il senatore Pierantonio Zanettin di essere qui con noi, grazie senatore, anche perché ho avuto proprio l'altro giorno Patrizio Miatello che farà anche una manifestazione qui a Treviso a Palazzo dei 300, sotto la loggia dei 300, per capire come stanno le cose. Saluto anche il primario di geriatria, il professor Andrea Rossi, che ci interessa molto, buongiorno e grazie anche a lei veramente di essere qui con noi, perché mi sta molto a cuore sapere come sta funzionando, perché io ho sempre di più diversamente giovani, così li chiamo così, che hanno bisogno di supporto e di servizi. Grazie anche a lei veramente Rossi di essere con noi. Allora inizierei proprio da Zanettin. Ho sentito questo incontro, senatore, però ho sentito anche un Patrizio Miatello ancora preoccupato. Cosa ci può dire dopo questa lunga, che abbiamo proprio grido di aiuto che ha chiesto Miatello, perché ha detto così dobbiamo risolvere questo problema, non siamo dei truffatori, siamo delle persone per bene che abbiamo perso i nostri soldi, non riusciamo a avere ancora una soluzione e un ristoro. Prego. Ma intanto ricordiamoci che abbiamo già fatto tanto, nel senso che ai risparmiatori delle banche popolari venete è già stato attribuito attraverso il fondo del FIR un rimborso pari complessivamente in una prima tranche al 30, poi in una successiva tranche del 10, quindi complessivamente un 40% rispetto al costo di acquisto. Quindi diciamo che non siamo all'anno zero. Miatello e tante altre associazioni dei risparmiatori ci fanno presente che a suo tempo il Parlamento aveva stanziato 1,5 miliardi, e di questo 1,5 miliardi a favore dei risparmiatori ne è stato versato 1,3 miliardi, c'è un residuo di circa 200 milioni e su questo si vorrebbe procedere ad un ulteriore aumento dell'indennizzo. Ecco, di questo stiamo parlando. Per quanto riguarda questi 200 milioni, ahimè, il ministro Giorgetti qualche mese fa, rispondendo proprio a me, a una mia interrogazione in Parlamento, ha detto che quei soldi li hanno stornati, quindi se li sono un po' pappati all'interno del bilancio dello Stato, perché in questo periodo ci sono tante emergenze e quindi vi è la necessità appunto di utilizzare queste somme ad altre destinazioni. Per quanto ci riguarda, noi ci impegneremo, è stato ricordato che sono stato insediato da poche settimane presidente di questa nuova commissione banche, sicuramente il tema del FIR lo affronteremo, io mi riprometto proprio anche in questo ambito dedicato, speciale, proprio finalizzato a questo dialogo, di dialogare e di interloquire ulteriormente con il ministro Giorgetti per avere un ulteriore stanziamento. A suo tempo il ministro Giorgetti con me si era impegnato quantomeno a far rivedere tutte quelle domande che erano state non accolte per motivi o formali o di errori materiali, e su questo diciamo che ho una sua promessa e spero che lui la mantenga. Certo, quello che può essere garantito a tutti i veneti e chi mi conosce è che il mio impegno sarà costante anche su questo tema, oltre che tanti altri temi che col mondo delle banche hanno attinenza. Qualcuno dice che le banche venete e queste persone che si fidavano non hanno avuto il giusto supporto che hanno avuto le altre banche popolari nel resto del nostro paese. È così, senatore? Oppure il Veneto arriva sempre ultimo? Cosa ci racconta, senatore? Come mai in Veneto non c'è stato il supporto che hanno avuto altre banche? Io ho detto sempre tante volte in Parlamento che le due popolari venete sono fallite e gli obbligazionisti e gli azionisti sono stati penalizzati, altre banche popolari italiane, penso alla Banca Popolare di Bari, sono sopravvissute e non erano certamente messe in condizioni patrimoniali, a mio giudizio, peggiori rispetto alle banche venete. In quel momento io credo che la politica veneta sia stata distratta, non sia stata
attenta, e anche credo che le banche venete siano state considerate un po' vittime sacrificali da offrire alla BCE europea, alle nuove regole europee, per far capire che anche le banche possono fallire. È stato quasi un esperimento sociale, secondo me, perché sicuramente gli amministratori delle Popolari Venete avevano commesso della mala gestio, non erano stati del tutto rispettosi delle normative, però è anche vero che, come dice lei, non hanno avuto quel supporto da parte degli enti regolatori, in particolare la BCE in quella occasione, che hanno avuto altri. Allora, quindi c'è senatore sicuramente una Zanetti, pagina mi nera, permetta di una dirle pagina però nera. che allora abbiamo dei punti di domanda molto forti su quelli che sono i nostri rappresentanti veneti anche a livello governativo, perché lei l'ha dichiarato, come mai da una parte sì e dall'altra no, perché il Sud è sempre riuscito a portare a casa molti più soldi, molte più cose del Nord, e questa è la verità, non c'è niente, inutile che ce la giriamo. Noi abbiamo sempre anche cercato di migliorare, cambiare anche persone, cercare di dare una svolta, ma siamo sempre, purtroppo, sempre alle prese Veneti con questo polentoni, Veneto che non Veneti decolla. polentoni. Eravamo Però il ricco ricordiamoci nord-est, sempre, senatore, guardi come siamo presi. Adesso io ho il primario di geriatria, No, solo perché per dire, veramente però, abbiamo tante persone che non riescono veramente a capire che fine faranno, e sentire diversamente giovani che mi dicono: Mirella, se questa è vita meglio morire, che ce lo dicano prima, capisce che sono molto preoccupata. Abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia, vai Giulia. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno a tutti. Ho ascoltato le parole del senatore, ma signor senatore, le sembra giusto che se il presidente Miatello aveva trovato i soldi, che poi siano stati girati in altre situazioni? Ma questi qua erano risparmiatori, non erano truffatori. E spero che il presidente Miatello mi stia ascoltando, perché l'altro giorno non ho detto questo, perché queste persone qua meritavano subito i soldi, non che siano il ministro Giorgetti li ha girati in altre parti, perché loro è come fossero carcerati, queste persone qua, perché rischiano anche la casa, e voi non rischiate niente, signor senatore. Allora dica al ministro Giorgetti che cerchi di tirarli fuori subito quei soldi e che paghino quei risparmiatori, perché è una vergogna, perché 8 secoli fa c'era l'usura, incarceravano, ma adesso questi qua non sono incarcerati, ma sono carcerati da fuori, perché non so come fanno a vivere, poveretti, hanno anche le case all'asta. E allora io non sopporto queste cose, che c'erano i soldi, sono stati girati. Se adesso il presidente Miatello li trova di nuovo, saranno raggirati di nuovo. Grazie cara Giulia, fa piacere sentire che io invece ho diversamente giovani, belli, vivi, arzilli. Ecco, dottor Rossi, cosa dice di queste persone che sono riuscite finalmente a far vivere, anche telefonando, spiegando anche le loro perplessità, fare le loro riflessioni? È importante nella vita di una certa età. Dottor Rossi, cosa dice? Che li abbiamo un po' riscaldati, poveretti, prego. No, che Treviso è una città in cui è bello fare il geriatra, perché è una delle città che ha una longevità maggiore. Già il Veneto si distingue in questo senso, ma Treviso ancora di più. E il Veneto si distingue perché comunque ha un sistema sanitario regionale che, nonostante i problemi di tutti i giorni che chiaramente ci sono, mantiene comunque degli standard di accoglienza e gestione delle patologie che sono superiori alla media nazionale. Allora, dottor Rossi, ci dica anche com'è la situazione per quanto riguarda sia i centenari maschi che le centenarie. Noi vogliamo molte più donne che resistono più a lungo, o non è così? Allora, per quanto riguarda la vita media, che si sta allungando comunque in Italia e anche in Veneto, le donne hanno circa 2-3 anni di vita media in più, arrivano ad avere un'aspettativa di vita che è di 85 anni rispetto ai soggetti di sesso maschile
parlando proprio della Regione Veneto, che hanno una vita media che è, diciamo, un'aspettativa di vita che è intorno agli 80-81 anni, quindi ci sono 3 anni di differenza, e questa è una cosa legata ai fattori di rischio cardiovascolari, alle patologie che vedono da sempre fisiologicamente anche in altri paesi europei vedere le donne con un'aspettativa di vita maggiore. Abbiamo circa 16.000 centenari in Italia, e quindi diciamo che poi anche nella provincia di Treviso abbiamo un centenario ogni 130.000 persone, e ogni tanto ce ne troviamo di ricoverati, e quindi sono veramente dei vasi di cristallo però da proteggere durante il ricovero. Ci è capitato di mettere un pacemaker anche a un paziente di 99 anni perché era in ottime condizioni generali, aveva un buono stato cognitivo, era ancora in forze, e quindi per risolvere la problematica cardiaca che aveva abbiamo scelto di mettere il pacemaker al di là dell'età, perché non è l'età che conta, ma sono le condizioni del paziente in generale e quella che è la sua qualità della vita, e se la qualità della vita è ancora buona è giusto investire anche se uno è oltre i 90 anni. Dottor Rossi, quello che mi preoccupa, io ho avuto anche un cardiochirurgo che ha detto una cosa importante: io, Mirella, posso fare il miglior intervento del mondo, e finché rimani in ospedale veramente cerchiamo di fare il massimo, il problema è quando viene portato a casa. Là abbiamo bisogno di servizi alle persone, e qua purtroppo devo dire che ancora non ci siamo, mancano tante cose. Molti mi chiamano dicendo: te lo riporto, anche medici di famiglia, te lo riporto all'ospedale perché non so come fare. No, non puoi riportarcelo perché noi non possiamo fare più di quello che abbiamo fatto. Come vede lei la situazione adesso? Anche un senatore di Forza Italia cosa chiederebbe, dottor Rossi, proprio come servizi di un supporto a questo diversamente giovane che non può difendersi da solo se uno non ha la fortuna di avere dei figli oppure anche vicini perché magari sono lontani. Ecco, questa assistenza che dovrebbe essere dovuta a questi vasi di cristallo fragilissimi ma importantissimi. Prego, dottor Rossi. Il problema non è di facile soluzione, perché tra il 2002 e il 2022 in tutta la popolazione italiana, che ha delle curve demografiche che sono quello che sono, quindi una scarsa natalità e un'alta invece componente di ultraottantenni, la popolazione di ultraottantenni è raddoppiata. Quindi è evidente che questi pazienti richiedono delle prestazioni specialistiche, motivo per cui le liste d'attesa si allungano, richiedono ricoveri ospedalieri, motivo per cui i pronto soccorso poi si riempiono, e richiedono una gestione a domicilio che non può essere garantita solo dal medico di famiglia se questo ha tra i 1.500 e i 2.000 assistiti, di cui circa un terzo è ultraottantenne, perché questi pazienti richiedono un'assistenza al domicilio in quanto si possono spostare con difficoltà, e però Treviso in questo senso è molto avanti, Mirella, e in generale anche il Veneto è avanti, in attesa che si sviluppino quelle che sono le case della comunità, che avrà la funzione di poter rispondere a dei bisogni rapidamente, perché l'ospedale non può fare tutto da solo. Abbiamo le cure primarie che sono state attivate dall'ASL 2, che sono molto efficaci, affidate alla gestione della dottoressa Karen Baccaglini, con la quale ho avuto il piacere di lavorare perché è stata la mia vice nel mio primo periodo trevigiano ed è estremamente in gamba, e quindi l'ASL 2 ha una sensibilità molto importante per quella che è la cura di prossimità sul territorio. Le cure primarie vuol dire che dei geriatri l'ospedale esce dall'ospedale, i medici escono dall'ospedale, nel senso che abbiamo un'equipe che è dedicata, l'equipe della dottoressa Baccaglini, appunto alle cure primarie, e quindi a fare geriatria a domicilio.
che chiaramente andrà potenziata, però intanto abbiamo un primo passo, mentre a Verona questo tipo di realtà, che è la realtà da cui provengo, non esiste ancora. Ancora abbiamo le cure palliative, che sono molto importanti anche per i pazienti anziani, anche per i pazienti giovani, purtroppo affetti da patologie neoplastiche, ma anche le cure palliative, il servizio dell'ADVAR, oltre alle cure palliative stress dell'AS2, sono estremamente importanti per permettere di avere un percorso di fine vita dignitoso a domicilio e non necessariamente ricorrere all'ospedale. In questo senso l'AS2 è estremamente avanti, a mio parere, ho dei termini di paragone. Grazie dottor Rossi, anche se io devo chiedere al senatore Pierantonio Zanettin che io non devo essere fortunata di vivere in quella regione, di avere quell'ULSS, ma devo avere quello che mi aspetta di diritto, se no facciamo come le banche, senatore Zanettin. Ecco, a Bari sì e in Veneto no. Allora, prima che arrivi questo... Diciamo una cosa, che come ha detto il primario, in Veneto dobbiamo ringraziare di avere una sanità che tutte le statistiche ci dicono di essere o la migliore o magari la seconda d'Italia, ma il più delle statistiche dai punti di vista ci dicono che è la migliore d'Italia. Quindi certo deve essere migliorata, ci sono lacune, ci sono tante cose che meritano, ci sono sprechi, però dobbiamo essere consapevoli che avere questa sanità è un privilegio non solo all'interno dell'Italia ma all'interno del mondo, perché basta andare in altri paesi anche europei. C'era un famoso giornalista che qualche settimana fa ha raccontato le sue peripezie nella sanità inglese, un giornalista del Corriere della Veneto. Andatevi a rileggere quello che ha scritto e vi renderete conto che la nostra sanità è una assoluta eccellenza. Detto questo, bisogna migliorarla e soprattutto e questi sono temi che la politica sui quali si interroga, bisogna cercare di mantenerla, perché il vero problema probabilmente è di trovare risorse per mantenerla a fronte di una popolazione che invecchia e a necessità sempre maggiori. Se lei mi consente, Mirella, io però tornerei un po' al tema che lei aveva toccato prima, le banche, per fare alcune puntualizzazioni. La prima, il governo che ha fatto mandare in ramengo le nostre banche non è quello di oggi, è il governo del 2017. Io non voglio fare polemica politica, andate a vedere chi governava l'Italia nel 2017 e vi date delle spiegazioni. Primo punto. Secondo punto, il ministro Giorgetti ci è venuto a spiegare che ha avuto una necessità, come dire, di cassa in questo paese, come dire, mantenere le pensioni, mantenere la sanità, mantenere tanti servizi che vengono offerti, pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici e altre risorse, il PNR e tante altre cose, pagare gli interessi sul debito, richiede delle risorse e quei 200 milioni li ha utilizzati appunto per finalità di bilancio generale, ci ha spiegato. Cercheremo, come ho detto, con l'impegno di tutti, e certamente io sono quello che su questo tema, come possono riconoscere tutti quelli che si occupano di queste materie, è quello che si è dato più da fare, cercheremo di recuperare ulteriori risorse rispetto al 1,3 miliardi che è già stato pagato. Ecco, magari quelli che ambiscono ad avere queste somme non sono quelli che hanno le case pignorate, tendenzialmente. Quelli che hanno le case pignorate sono magari quelli che avevano le baciate, situazioni diverse. Questi sono dei risparmiatori che sono stati truffati, gli è stato fatto credere che compravano delle azioni sicure e in realtà quelle azioni non erano sicure, ma addirittura hanno subito un tracollo e sono andate a zero. Ecco, per questo poi la politica ha ritenuto di mettere a disposizione un importo così ingente, quello del FIR, che però, ricordiamoci, anche questo è una cosa straordinaria, perché non c'è mai stato in passato che azionisti di banche siano poi stati risarciti attraverso i soldi dello Stato e i soldi dei conti dormienti. Quindi anche su questo bisogna dire sempre le cose come stanno, perché magari è facile fare un po' di ma confusione. io vi invito apposta, senatore, perché dovete anche spiegare, visto che vi abbiamo così poco, almeno quando vi abbiamo, che spiegate anche dal vostro punto di vista e dalla vostra importante osservazione come stanno le cose. Leone da Trebaseleghe, vai Leone. Ciao mille ragazzi, saluto i tuoi ospiti. Allora, come dici te, Mirella, no, non dipende da dove siamo, dovrebbe essere buona dappertutto. Non dobbiamo
pensare che sia una bella cosa, dire che per fortuna stiamo in Veneto e le cose funzionano meglio. Questo dovremmo essere scandalizzati, perché questo paese dovrebbe essere una città buona dappertutto. Questo è il problema di questo paese. Non bisogna continuare a dire io sono fortunato che sono in Veneto e che gli altri sono presi. Non è questo il sistema da pensare. Poi un'altra cosa, non ci sono i soldi perché sono troppo pesi. Ma se abbiamo il Palazzo del Quirinale che costa 4 volte quello che costa il Palazzo Reale inglese, perché si devono spendere tutti questi soldi per il Quirinale? Sentiamo, vorrei proprio sapere. E poi non ci sono i soldi per il resto. Abbiamo gli ambasciatori che ci costano più del doppio di quelli tedeschi. Gli ufficiali dell'esercito sono pagati più di quegli americani e vanno in pensione molto prima. Vedi Vannacci adesso che fa il politico perché è già in pensione. La pensione di gioventù in generale. Si sa che pensione ha. Ciao Mirella, grazie. Queste sono le riflessioni, però senatore l'ho invitata anche per chiederle una cosa. Io parlo molto, io avendo anche un banco alimentare, sono molto a contatto con le persone che sono in difficoltà e non sono di sicuro barboni, sono famiglie per bene che purtroppo per vari motivi della vita devono arrivare, e per fortuna che ci sono, essere aiutati dai banchi alimentari. Ma io mi domando, ma è corretto, senatore? Io prendo, allora apro questo mutuo, pago perché all'inizio magari ho un lavoro, lavora mia moglie, non ho nessun problema, a un certo punto non riesco più a pagare il mutuo. Magari ho pagato anche tante rate, però non riesco più. È corretto, senatore, che vengano portati via sia tutti i soldi, la casa non ce l'ho perché non riesco a pagarla, ma si tengono anche tutti i soldi che ho pagato per accedere a questa casa. Lo trova corretto, senatore? Non sarebbe corretto restituire il denaro visto che non è riuscito a pagare la casa e la casa ce l'hanno, le banche se la ritrovano? Magari anche una parte, dico, ma proprio è possibile continuare così? Questi si tengono i soldi e anche la casa e io cosa mi ritrovo? Mi ritrovo su una strada perché non ho più niente. Senatore, non è qualcosa che dovete anche modificare, Mirella, cercare di cambiare, cercare di essere più in aiuto, come ci sono i banchi alimentari, anche magari una banca che aiuta queste persone, perché veramente non ne possiamo più, senatore. Guardi, io ho un banco alimentare, io non ne posso più, tutti i giorni telefonate, gente in disperazione che non riesce neppure a mettersi in contatto con qualcuno che li aiuti, perché le ripeto che nella carta io ho avuto una persona, e lo dico anche al dottor Rossi, che è venuta qui una donna che per ben 2 volte ha tentato il suicidio, che nella carta, come dice il dottor Rossi, ha 9 persone, il senatore, 9. Nella realtà, l'ha detto qui davanti alle telecamere, sono mesi e mesi che non mi viene a trovare nessuno, non riesco a mettermi a contatto con nessuno, non ho un centesimo in tasca, vado a Roma, prendo una tenda e dico finite di prenderci in giro, diteci, arrangiatevi ma non trattateci così. Capisce, senatore, che ho capito io che le cose vanno bene, ma io devo guardare per migliorare naturalmente, per fare delle critiche costruttive anche quello che non va bene. E guardi che ne posso elencare di casi dove che nella carta hanno tutto e non hanno niente. Ho dovuto prendere un avvocato per proteggere queste persone. Senatore, anche qua bisogna muoverci, ha ragione lei, bisogna far capire che quelle cose che non vanno bisogna cercare anche di risolvere, non solo di parlare. Prego, senatore. No, lei tocca un tasto che è diverso ancora, cioè che è quello delle nuove povertà, cioè tante persone che avevano magari un tenore di vita buono, per tanti motivi hanno perso il lavoro, hanno situazioni di magari figli hanno difficoltà, eccetera, si trovano veramente in situazioni molto complicate. Anche qui la cosa che noi dobbiamo dire, e anche il mio ruolo di Presidente della Commissione Banche viene forse utile, è che queste persone devono informarsi, perché degli strumenti ci sono. Per esempio, se si rivolgono a persone, l'avete citato voi, a Patrizio Miatello, queste associazioni, loro conoscono tutta una serie di norme che possono per esempio aiutare chi si trova in situazioni di grande difficoltà economiche, magari hanno dei beni pignorati, alle procedure di esdebitazione, cioè a riuscire a trovare il modo per attenuare e ridurre il debito che hanno. Sul mutuo bisogna dire una cosa, che non è che la banca si prende la casa,
la banca tendenzialmente mette all'asta la casa, recupera una certa somma, se questa somma che viene maggiorata rispetto a quella che è già stata pagata eccede il debito, la somma residua viene consegnata alla persona che ha perso la casa. Ma da questo punto di vista sappiamo anche che le case magari si comprano quando sono belle e valgono una certa somma, magari dopo 10-20 anni che sono state utilizzate valgono molto di meno, e quindi c'è questa differenza fra la somma che è stata presa a mutuo e quella che poi viene ricavata quando la casa va all'asta. Quindi sono cose molto complesse. Io consiglio sempre in questi casi alle persone che sono in difficoltà di rivolgersi alle associazioni dei risparmiatori, alle associazioni dei consumatori, a quelle associazioni che possono dare un supporto, non isolarsi, non rimanere da sole, non cadere nella disperazione, perché lo Stato, per carità, non può risolvere tutto, non è che tutto viene risolto con la bacchetta magica, però ci sono anche delle soluzioni che chi conosce la materia può suggerire a queste persone per trovare una soluzione meno drammatica rispetto a quella che hanno, senza dimenticare che però è vero, è molto vero questo, è vero anche questo più in certe parti d'Italia che nel Veneto, ma è vero anche nel Veneto, che in questi, soprattutto dal 2008, quando è partita la famosa crisi finanziaria, ci sono state tante persone che prima stavano bene, anche molto bene, e si sono trovate quasi alla carità. Questo è vero, per tanti motivi, magari hanno fatto anche loro degli errori, però non è giusto che poi vivano nella completa disperazione. Come spesso accade. Anche Vede, senatore, lei ha detto però una cosa importante e la ringrazio anche di aver usato questa parola. La situazione è molto complessa, non è così facile, senatore, come l'ha spiegato lei, perché io ho le associazioni che devono fare questo, che cercano di fare questo, che tutte quante dicono non siamo minimamente ascoltate, non sappiamo più a chi rivolgerci perché non ci ascoltano. Noi facciamo anche delle proposte ma non veniamo ascoltati. Miatello, l'ultimo proprio l'altro giorno, perché sto parlando di 2 giorni fa, era qui che ha detto anche lui non so come andrà a finire perché mi sembra che le cose si cambiano in continuazione, si passa il cerino, ora è la colpa di uno, ora è la colpa dell'altro. Il problema è che queste persone sono veramente allo stremo delle forze e nessuno si preoccupa di questo. Ci sono queste associazioni, ma se queste associazioni qui davanti alle telecamere le posso elencare tutte, senatore, e io la ringrazio di essere uno dei pochi che ha il coraggio di confrontarsi, perché la paura regna sovrana nel confronto diretto, capisce bene che noi dobbiamo anche capire che veramente dovete fare qualcosa, perché così non si può andare avanti, assolutamente. C'è una popolazione che sta invecchiando, abbiamo sempre più bisogno di servizi alla persona, abbiamo le case di comunità che non partono, non decollano, non ci sono medici, non ci sono infermieri. L'abbiamo sentito anche prima il consigliere regionale Pan che ha detto se c'è qualcuno che vuole fare l'infermiere vi prego fatevi avanti. Allora capisce bene, però senatore. Bisogna anche pagarli, Ecco appunto, pagarli. Basta pagare, bravo, meno male no, che l'ha detto il senatore, meno male che... ci sono, ma scappano in Austria, ma scappano in Germania dove hanno lo stipendio doppio. Ma chi è che deve intervenire, senatore, a questo punto? Chi è che deve intervenire? Non di sicuro il dottor Rossi, è la politica che deve intervenire purtroppo, però va anche detto questo, cioè che noi non siamo un paese, cioè ricordiamoci che 50 anni fa, 60 anni fa, eravamo un paese poverissimo, cioè non siamo il paese, cioè che noi nel Veneto ancora siamo un paese, un'area in cui per fortuna abbiamo ancora delle ricchezze, abbiamo ancora delle imprese che esportano, che fanno utile, che pagano le tasse, abbiamo ancora quelli che pagano le tasse, perché se diventano tutti poveri e nessuno paga le tasse, cioè nessuno può pagare la sanità, la scuola, e questo è il tema, cioè nel senso che purtroppo il nostro paese si sta anche impoverendo, perché come dice lei diventano tutti anziani, gli anziani vanno in pensione, i nostri giovani più bravi scappano via perché trovano all'estero degli stipendi più elevati, quindi pagano le tasse all'estero. Quindi è questa difficoltà che ha la politica. Magari anche far pagare le tasse a chi non le paga, che sapete benissimo, avete i nomi, i cognomi, senatore, anche qua sarebbe da dirla lunga, visto che riusciremo a fare 2 finanziarie se tutti pagassero le tasse. Sapete bene chi sono. Dottor Rossi, è meglio che andiamo a parlare anche in questo momento col dottor Rossi, che veramente queste cure sanitarie anche che hanno dei costi molto alti, poveretti non ce la fanno, ma soprattutto anche l'importanza, dottore Di
seguire queste persone, perché io ho novantenni che veramente dicono io sono viva, vogliono ancora vivere. Ecco, soprattutto anche questa medicina, questa telemedicina che voi avete, veramente è stato un aiuto importante, perché molti non riescono però a gestirla, non sanno, addirittura molti mi dicono, e glielo chiedo dottor Rossi, ma cos'è questa ricetta elettronica? Nessuno mi spiega niente. Mirella, cosa devo fare? Mi dicono vai in farmacia, vado in farmacia, mi dicono no, ma non è accreditata, non possiamo darle. Cioè dottore, c'è anche tanta disinformazione, cioè poveretti, loro non sono in grado di gestirsi da soli, e i medici di base, come sentiamo anche che io li invito, sono oberati dai numeri, non riescono a soddisfare queste esigenze. Ecco, cosa dice lei, dottore, che tutti in mano, tocca con mano queste fragilità, e che per fortuna quando arrivano da lei sono veramente aiutate, ve lo posso garantire, anche per una certa sensibilità che ha il dottor Rossi. Prego. Che è una rivoluzione inevitabile l'informatizzazione, quindi ovviamente le persone più anziane fanno più fatica a interfacciarsi, faccio fatica anch'io che voglio dire ho identità elettronica, la CE elettronica, l'accesso a tutti i device è difficile anche per uno che è nativo analogico come sono io, cioè la parte di computer digitale, i telefoni, gli smartphone non c'erano quando ero giovane, insomma. Però dobbiamo adattarci, e chiaramente è più facile per chi ha un caregiver che è in grado, quindi una persona che si occupa dell'anziano, che è in grado di utilizzare questi sistemi, se no per l'anziano da solo sostanzialmente è impossibile. Abbiamo diversi 70-80enni che ormai hanno dimestichezza con questi sistemi, con il computer, con lo smartphone, ma abbiamo una parte di anziani soli, cui faceva riferimento lei Mirella, che chiaramente fa molta più fatica, quindi ancora dobbiamo mantenere due canali. Progressivamente tutte le fasce della popolazione avranno dimestichezza con questi sistemi che danno tanti vantaggi però anche proprio al paziente. La dematerializzata, quindi cui faceva riferimento lei, quindi l'impegnativa, che non è più cartacea ma il paziente se la trova in farmacia, è un vantaggio per il paziente che non deve andare dal medico di famiglia e per ottenere un'impegnativa e quindi fare un giro in più, e se la trova direttamente in farmacia. La telemedicina, che noi utilizziamo parecchio per quanto riguarda il laboratorio dello scompenso cardiaco per la prescrizione degli anticoagulanti, è un vantaggio per il parente del paziente che non deve prendersi necessariamente ferie per venire a portare il paziente, per il paziente stesso che non deve essere spostato, e anche per noi perché la prestazione risulta essere leggermente più rapida e riusciamo a organizzarla in maniera più snella. Ovviamente la telemedicina va bene per questi pazienti tutelati, ma per un paziente che non ha un caregiver che possa preparare il collegamento e mandare i dati che sono necessari a noi per la valutazione, non può essere una soluzione. Siamo ancora su due binari che dobbiamo ancora mantenere aperti al momento. E ha fatto bene a dirlo, tanto è vero, dottor Rossi, che ho chiesto ai sindaci, che ho la fortuna di avere ospiti tutte le mattine, di iniziare a fare un censimento su quelle che sono le realtà del loro territorio, del loro comune, per vedere chi sono questi diversamente giovani, come vivono, di cosa hanno bisogno. E devo dire la verità che anche il sindaco di Ponzano Veneto, che l'ha fatto, l'ha messo in atto questo censimento, ha detto: Mirella, non avrei mai immaginato di trovare certe situazioni che vanno, come dice lei, supportate, perché tutti devono avere il diritto di avere quello che gli aspetta di diritto, che è anche la cura e la salute. Allora andiamo da Walter da Montebelluna. Vai Walter. Eccomi, ciao Mirella. Ciao. No, so che tu hai l'onorevole Zanettin. Sì, senatore Zanettin, sì. Sì, e allora se tu mi concedi di fare un piccolo intervento, Mirella. Prego. Ecco, senatore, sono Baseggio da Montebelluna, presidente del centro di primo soccorso risparmiatori veneti, dove abbiamo dato assistenza a 50.000 persone, forse di più. Naturalmente ho sentito che date molto spazio a gente che rappresenta se stessi,
e non faccio il nome. Le due associazioni più importanti a livello nazionale sono il Coordinamento Don Enrico Torta e noi che credevamo di Ugone. Ecco, che ultimamente ci è mancato il nostro leader, l'avvocato Andrea Arman, che lei sicuramente conosce. Cosa volevo dire? Volevo dire questo, no? Che quello che è successo nel nostro amato Veneto, nell'ombra e nell'indifferenza della politica, di destra, di sinistra, di centro, di qualsiasi, si è nascosta, come ripeto, nell'ombra e nell'indifferenza. Lei parlava prima della commissione parlamentare d'inchiesta dove è già stata fatta dall'onorevole Casini, che è andato tutto nel cestino. Io personalmente col mio gruppo abbiamo raccolto circa 50.000 firme, no, per la commissione parlamentare d'inchiesta e naturalmente è andata a finire come l'ho già detto prima. Ecco, quello che volevo sapere se lei è in grado di soddisfarmi la mia richiesta, che poi la trasmetterò a tutto il mio gruppo, dove sono andati a finire 20 miliardi di euro con gli effetti collaterali. Grazie senatore. Prego senatore Zanettin. Sì, adesso vanno dette alcune cose perché io non entro nella dialettica delle diverse associazioni, so che c'è fra di loro un po' di rivalità, ognuno dice se essere più bravo, quindi su questo io non voglio entrare, è una questione che riguarda loro, io parlo con tutti e mi confronto con tutti da questo punto di vista. Poi dire che il lavoro delle precedenti commissioni banche è andato perduto, non se ne è fatto niente, non è vero, assolutamente, perché se siamo arrivati al FIR, a queste somme che sono state stanziate dal Parlamento, dal Governo per rimborsare in parte, probabilmente in modo inadeguato, i risparmiatori delle popolari venete, è perché c'è stato quel lavoro, cioè c'è stata una sensibilizzazione che è partita dalle associazioni, indubbiamente, ma degli approfondimenti che sono stati fatti in Commissione Banche e poi si è arrivati a dare questa somma che, ripeto, magari per chi è un risparmiatore gli pare poco, ma 1 miliardo e 300 milioni che sono stati di rimborsi dati nel Veneto in particolare, in tutta Italia, ma nel Veneto in particolare, è una somma assolutamente importante e che non ha avuto eguali nella storia del nostro Paese. Per quanto riguarda poi le responsabilità della politica, io dico la politica, sono il primo a denunciare che nei confronti delle popolari venete c'è stato un occhio di non particolare riguardo e anzi sono state penalizzate mentre altre sono state salvate, però andiamo a vedere chi governava in quegli anni, è il 2017, chiunque ha uno smartphone, un computer, vada a vedere chi governava in quegli anni, chi è stato distratto e chi non si è occupato delle nostre popolari. Per quanto riguarda i temi più ampi della politica della politica monetaria europea, eccetera, io non sono neanche in grado di rispondere a domande un po' così, anche un po' superficiali per certi versi. Sono questioni dinamiche molto più ampie sui quali è difficile entrare, sono stati anni difficili quelli, temo che quelli che andremo ad affrontare nei prossimi mesi saranno pure anni difficili, perché anche oggi vediamo che c'è un altro tracollo di borsa clamoroso, ci sono questi dazi che arrivano dagli Stati Uniti che metteranno sicuramente in difficoltà le nostre aziende, c'è in atto una ridistribuzione di ricchezze e anche geopolitica imprevedibile ma molto forte, e quindi temo che siamo di fronte ad un'altra grande burrasca economica. Luca Zai ha parlato del terzo cigno nero dopo la pandemia e la guerra dell'Ucraina. Quindi stiamo tutti attenti e guardiamo cosa succede quando ci sono le crisi economiche, quando ci sono le crisi finanziarie, poi purtroppo a pagare sono sempre i più deboli. E in effetti il senatore l'ha proprio detto, perché sa, aspettare magari con 8, 9
12.000 euro al mese, che le cose prendano il giusto equilibrio è una cosa, aspettare senza niente in tasca è un'altra cosa, senatore. Là è il problema delle fragilità, io mi preoccupo di quelle, io non mi preoccupo di altro, io so solo che si continua a dire che tutto va bene, qualcuno ha il coraggio di dire anche questo, non lamentatevi, siete in Veneto, io invece mi lamento molto, senatore, anche se sono in Veneto, perché io tocco le fragilità che sono invisibili. Tanto è vero che il 13 aprile abbiamo organizzato una festa, il villaggio delle associazioni, perché non è possibile, senatore, glielo dico, che il mondo del volontariato giri col commercialista e paghi per fare il volontario. È inaudito, è il fallimento della politica, dove anche durante la pandemia abbiamo fatto vedere cosa riusciamo a fare, perché voi non c'eravate, andavamo noi nelle case a portare la borsa della spesa, a rischiare anche la vita, e siamo stati ripagati in questa maniera. Stanno partendo le ATS, prima avevo il sindaco di San Biagio con le mani nei capelli, ho detto ma cosa stanno facendo? Non si capisce niente, abbiamo le case di comunità che non decollano, abbiamo 3.000 persone che stanno aspettando di entrare in una RSA che non c'è, che non ci sono, costi altissimi, e che io non lo dico a lei, ci mancherebbe, senatore, anzi la ringrazio di confrontarsi, ma è giusto anche far capire i problemi delle persone normali, quelle che veramente, che anche lavorando non riescono nemmeno a arrivare a fine mese. Ma stiamo scherzando, senatore? Ma l'economia, la finanza in mano a pochissime persone e il resto è nulla, come la canzone di Califano, è noia, il resto è noia per la politica, non può essere così, senatore. Lei è una brava persona, fa parte anche di un partito anche moderato, infatti abbiamo visto anche Tajani come sta salendo anche come quota, perché il paese ha bisogno anche di persone moderate, non ne possiamo più di urla, di grida che alla fine non si conclude niente. Noi abbiamo bisogno dell'ascolto, senatore, e di essere accompagnati in un percorso diverso. I soldi ci sono, senatore, non posso dire che non ci sono i soldi, ma se ogni volta vengono deviati su cose che non servono, il PNRR era destinato al terzo settore, principalmente era il terzo settore, e cosa abbiamo ricevuto in compenso? Beh, sono stati dirottati da altre parti che non servivano, perché in questo momento, e lo ha detto anche il dottor Rossi, i problemi sono una popolazione che sta invecchiando con sempre più esigenze di supporto, e non le abbiamo, senatore, non ci sono. È il mondo del volontariato che sta aiutando la politica, non la politica che sta aiutando il mondo del volontariato. Andiamo dal dottor Rossi. Dottor Rossi, io invece vorrei anche capire i giovani e la sua professione. Ad esempio, lei è diventato geriatra. Quando è iniziato questa passione? Perché bisogna anche essere un po' coinvolti. Ecco, da dove nasce questa passione? Lei è ancora un medico giovane, cosa direbbe a questi giovani che non ci sono, che vanno all'estero? Ecco, non so, dobbiamo aprire più gli ospedali, fargli entrare, far vedere qual è la realtà, che forse li intrigheremo anche di più. Prego, dottor Rossi. Prima il signor Walter faceva riferimento alle differenze di stipendi, del fatto che alcune categorie sono pagate molto di più in Italia rispetto all'estero. Per i medici e gli infermieri è l'opposto, quindi rispetto alla Germania siamo pagati tra un terzo e metà stipendio in meno. Questo ovviamente rende meno appetibile sia la professione dell'infermiere, infermieri di cui abbiamo bisogno e che secondo me sarà la grande carenza, anche quella dei medici ma anche quella degli infermieri, e che in particolare noi siamo dipendenti statali che sono tassati rispetto all'IRPEF per circa più o meno il 50% dello stipendio, quindi il nostro stipendio è ipertassato. E questo è un forte deterrente adesso, perché gli stipendi sono rimasti fermi per anni. Adesso questa professione è meno appetibile, e lo dimostra il fatto che i medici giovani, quindi quelli che si sono appena laureati, quando scelgono una specialità scelgono delle specialità che gli permettano di stare al di fuori del sistema sanitario nazionale. Quindi scelgono l'oculistica, la dermatologia, la chirurgia maxillofacciale, tutte quelle che permettono anche di lavorare fuori o di fare tanta libera professione. Perché? Perché lo stipendio di base è troppo basso ormai, e questo crea una distorsione di sistema, e non è che cali quella che è la vocazione, perché se uno fa medicina la vocazione ce l'ha, ma
determina il fatto che non abbiamo i medici giusti per fare il lavoro all'interno dell'ospedale. La mia vocazione da geriatra nasce tanto tempo fa e io ho un detto mio, che però in cui credo fortemente, che dietro ogni buon geriatra, cioè chi sceglie di curare gli anziani, c'è sempre un nonno speciale. Ed effettivamente quando lo chiedo ai miei giovani colleghi, molto spesso, che erano in scuola di specialità che io seguivo e vedevo crescere nella clinica geriatrica del professor Zamboni a Verona, era proprio così, quindi hanno una predisposizione a stare con gli anziani che gli deriva da un rapporto speciale con un nonno speciale. Io ho avuto mia nonna che mi teneva 2 mesi all'anno in montagna, avevo mio nonno che era professore universitario e che mi seguiva durante i miei studi universitari, e lui studiava in uno studio e io studiavo nello studio in fianco, e stava attento che di notte fino a mezzanotte fosse accesa la lucetta, perché così era sicuro che stavo studiando, e così era. E quindi insomma un bellissimo ricordo di tutti loro che porto con me. La ringrazio, dottor Rossi, perché questo fa capire quanto abbiamo sbagliato tutto, anche di lasciare e di dividere, soprattutto, senatore Zanettin, di dividere la popolazione tra uomini e donne, tra bambini e bambine, tra giovani e giovanette. Noi dobbiamo parlare di persone, dobbiamo unire, dobbiamo far capire a questi ragazzi che molti di loro, io li ospiti molte volte, ringrazio anche i dirigenti che me li fanno, arrivano qui, che non è cosa facile di sicuro, fanno capire l'importanza di avere la famiglia. Pensi, senatore, che ho fatto dei test a dei ragazzi che avevo qua in diverse puntate e ho chiesto le 3 cose più importanti per voi nella vita, e qualche ospite diceva vedrai adesso cosa diranno, ecco l'ultima generazione da smartphone. Indovini cosa hanno detto? E tutti quanti i ragazzi che ho avuto. Primo posto la famiglia, secondo posto la scuola, pensi lei? Terzo posto l'amicizia. Allora forse abbiamo veramente dei bravi ragazzi che non riusciamo più a far capire loro l'importanza dell'ascolto, dell'accompagnamento, queste famiglie non più tradizionali. Io ho parlato con un ragazzo, mi ha detto sai Mirella, sono confuso, ho 2 papà, 3 mamme, 6 fratelli, non capisco più niente, ecco non ci parliamo neppure tra di noi. Capisce invece, come dice il dottor Rossi, l'importanza di unire, fare gli asili con le RSA, unire, non dividere, senatore, dobbiamo unire queste forze, già ne abbiamo poche. Se non curiamo neppure quelle, cosa facciamo? Prego, senatore. No, lei ha toccato un tasto molto importante. Lei mi dice che ci sono questi ragazzi che così bravi e così sensibili, e io non posso che essere confortato da queste sue parole, da queste sue esperienze. Ahimè, almeno quello che arriva dai giornali ci descrive invece dei ragazzi, una gioventù molto disorientata, molto in difficoltà. Stanno venendo, sono in crisi le grandi agenzie educative del paese, la famiglie sfasciate, genitori a loro volta sconcertati e che non riescono ad essere una guida sicura per i loro figli. Dall'altra parte abbiamo anche spesso la scuola che non è più quella di una volta, quella che ho fatto io ai tempi miei, quella che probabilmente ha fatto il dottor Rossi ai tempi suoi, che ci formava, ma è una scuola forse a mio giudizio un po' troppo lassista, in cui va bene tutto se un professore dà un brutto voto viene picchiato e ha ragione il genitore e viene messo sotto inchiesta il professore. Quindi queste cose, le cose che lei mi dice mi confortano, mi fanno capire che effettivamente c'è ancora speranza, ecco, nei nostri giovani. Peccato che i più bravi, ecco, questo è un dato però ormai accertato, spesso lasciano l'Italia alla ricerca di stipendi e di progressioni professionali molto più vantaggiose nel resto, in Germania o nel nord Europa o negli Stati Uniti. E questo è una grande perdita, perché sono delle risorse che vengono formate dal nostro sistema attraverso le nostre tasse, la nostra scuola, e poi le perdiamo. Allora vede senatore, lei ha citato, io però leggo, ha detto e sentiamo i problemi che ci sono. Sono pochi, senatore, quelli che non sono bravi, sono pochi quelli sopra le righe. Il problema è che hanno una visibilità unica, perché fanno audience, ecco, riescono ad emergere.
Invece noi dobbiamo far emergere gli altri, che sono tanti, e voi dovete fermare questi ragazzini. Non ci sono le leggi, fatele. Non è possibile che un pugno di ragazzini, guardi che sono pochi, senatore, glielo posso assicurare, ecco, riescano a tenere in pugno sindaci, forze dell'ordine, la scuola, gli insegnanti. Ma stiamo scherzando, senatore? Ma stiamo scherzando? Non volete mica dirmi che vi preoccupano questi numeri rispetto a quelli bravi che abbiamo? No, dovete intervenire. Non è possibile che il minorenne si senta così protetto perché tanto la legge mi permette di fare quello che voglio, anche se non è così, perché poi alla fine pagherà, se continua così pagherà. Ma tanto al momento lui veramente riesce a distruggere la vita alla sua famiglia, se ce l'ha, a tutti noi anziani che hanno paura di uscire di casa alle 5 del pomeriggio perché incontrano questi gruppetti. Ma non è possibile, dovete intervenire, senatore. Dovete fare veramente unire le forze per fermare questi pochi ragazzini, facendoli lavorare, fare sport. Cambiate le regole del gioco, senatore. Non continuiamo a parlarci senza agire. Noi abbiamo bisogno di una politica che agisca, senatore, non che parli, perché di parole ne abbiamo sentite non so quante, di tavoli, di commissioni, dappertutto. Noi abbiamo bisogno di leggi chiare, che chi sbaglia venga punito nella maniera giusta, nella maniera corretta, ma punito. Ma stiamo scherzando, senatore? Io giovani qua, e le leggo questa, senatore: l'orchestra Giovani Musicisti Veneti sospende le attività. Una ferita per la cultura musicale del territorio. 1000 ragazzi sono passati su questa orchestra, senatore. Non ha ricevuto mai un aiuto, un contributo, mai niente, neppure una sala. Facciamo vedere al senatore se riusciamo a trovare ma proprio un pezzettino, e anche al dottor Rossi, di questa meravigliosa orchestra che avevamo qua nel territorio a Treviso. Guardi che orchestra chiusa, e poi diamo 250.000 euro a una dama perché fa parte del cerchio magico, senatore. Funziona così. Andiamo a vedere. No, perché bisogna anche dirglielo la verità. Sì, adesso la cercano, lo so, ma voglio farle capire la verità. No, capisce, senatore, guardi, che abbiamo... Io cosa dico a questo presidente che anche ha una forte malattia, non ce la fa più a reggere, a combattere? Ha bussato a tutte le porte, presidente, l'ha detto qua davanti alle telecamere. Volevo che ci fosse questa mattina, ma non ce la fa, poveretto, non riesce a parlare perché le terapie sono veramente potenti. Ma è mai possibile non trovare una sede? 1000 ragazzi sono diventati maestri, sono diventati veramente dei professionisti. Chiuso tutto, senatore, non ascolta. Eppure ha detto: non avevo chiesto soldi, ho sempre cercato di arrangiarmi, avevo chiesto almeno una sala dove poter veramente suonare, fare qualcosa. Niente di niente, nessuno ha aperto la porta, senatore, e questo è un fallimento di tutta la politica. Guardi, senatore. Sinfonia di un dono, quel dono che può salvare tante vite. Questo è il messaggio lanciato dal palco del Teatro Comunale di Treviso attraverso la magia della musica portata in scena dall'orchestra Giovani Musicisti Veneti, ragazzi tra i 12 e i 17 anni, per trasmettere ai propri coetanei l'importanza della donazione degli organi. Sopra il palco mettere ragazzi giovani che si impegnano a sensibilizzare queste tematiche, secondo noi può essere utile anche dall'altra parte assistere ad uno spettacolo del genere proprio condotto da giovani talenti. Allora, quella sera, senatore, naturalmente questa Banca dei Tessuti ha organizzato questo concerto meraviglioso. Non c'era nessuno, non una riga su un giornale. Se non c'ero io che riprendevo tutto e ho fatto vedere tutto, nessun politico, nessuno, senatore. Tanto è vero che adesso qui ho la lettera che le invierò, senatore, perché gliela manderò, di questo presidente che ha cessato questa orchestra. Lui spera veramente in un supporto, ma capisce bene che non è facile rimettere in piedi una cosa di questo genere. Tutti i ragazzi dai 14 ai 22 anni. Allora è questo il segnale che diamo. E allora, ma non c'è solo quella, no, questa ha 40 anni di storia, senatore, 40 anni di storia aveva. Cosa dice, senatore? Lei non c'entra niente, naturalmente, ma no, capisci, a quella politica che perché non fai parte del giro magico, non ti supporto, non ti faccio entrare. Lui aveva chiesto di fare rete con altre associazioni, di unirsi, niente da fare. Prego, senatore.
Così salutiamo anche il Presidente Tullio Giacomini, lo saluti senatore che se lo merita veramente, la sta guardando. Allora saluto con grande piacere Tullio Giacomin per il ruolo straordinario che ha svolto, soprattutto di educare i ragazzi alla musica e alla cultura, che è la cosa più importante, una delle cose più importanti, quelle che li rende veri uomini poi nella vita. Ma adesso è difficile rispondere perché bisognerebbe conoscere il caso, poi mi occupo ovviamente di cose nazionali qui a Roma, certo il comune e la provincia e la regione competenti dovrebbero dare un occhio a queste cose ed aiutare. Certo, le risorse non sono infinite, ci sono tante cose da fare, però certamente un'opera così meritoria andrebbe valorizzata. Però, se mi consente, torno anche al tema della criminalità giovanile. Ecco, su questo però bisogna dire che è una cosa che sta esplodendo in questi anni, cioè io mi occupo proprio di questi temi, sono un avvocato, sono in Commissione Giustizia, mi occupo proprio dei temi della legislazione. Noi stiamo assistendo a questo fenomeno cosiddetto baby gang, maranza, questi gruppi di minorenni che sono un fenomeno nuovo. Ecco, sono un fenomeno nuovo sul quale dobbiamo attrezzarci. In passato per noi, soprattutto anche nelle nostre terre, perché anche qui va detto, il Veneto non è Napoli e non è Palermo, la delinquenza minorile era molto limitata ed erano casi soprattutto legati a situazioni di degrado. Questo invece è un fenomeno sociale e io dico non a caso il tema della delinquenza giovanile sia diventato anche un episodio di costume, tant'è che una delle fiction più note della TV italiana è Mare Fuori, che è proprio ambientato in un istituto per minori dove sono detenuti dei giovani che hanno commesso dei reati. E va detto che in questi anni i numeri ci dicono che i posti nei carceri minorenni sono assolutamente inadeguati, i carceri sono stracolmi come non lo sono mai stati in passato. Ecco, quindi è un fenomeno nuovo sul quale dobbiamo attrezzarci. Probabilmente le legislazioni precedenti non bastano a risolvere un tema che è un tema di carattere giudiziario, ma è anche un tema, temo, di carattere culturale, perché molti di questi ragazzi che delinquono sono italiani di seconda generazione, poco integrati, vengono da culture diverse e non riescono a trovare probabilmente la loro strada nel nostro sistema, e quindi occorre affrontare questi fenomeni con un'ottica completamente nuova rispetto a quella che è stata quella nostra tradizionale, passata per decenni e decenni. Quindi è un tema, quello della delinquenza giovanile, delle baby gang, in grande crescita e che richiede strumenti nuovi. Grazie veramente al senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin di essere stato con noi, veramente grazie senatore, buon lavoro, agite, più di parlare abbiamo bisogno che voi la politica agisca, senatore, perché veramente non ce la facciamo più. Grazie veramente, saluto e ringrazio anche il dottor professor Andrea Rossi, purtroppo è un impegno dovuto staccare perché sapete è già tanto averli ospiti, perciò grazie anche al dottor Rossi di essere stato con noi e adesso andiamo in pubblicità. Adesso vi presento una donna, un'ospite graditissima che è Gioia Fracasso, associata con FAPI. Allora voi avete, anche l'altro giorno abbiamo avuto ospiti, sentiamo di cosa si occupa Gioia, cosa ci vuole dire, cos'è che la fa felice, partiamo così, cos'è che la preoccupa di più. Prego. Beh, oggi sono qua in veste di associata con FAPI, i gruppi della territorialità di Confapi Donne, Venezia e Treviso sono stati coinvolti nella progettualità del progetto stanziato dalla Regione Veneto Pari per progetti e azioni di reti innovative per la parità e l'equilibrio di genere.
quindi è un tema un po' che dovrebbe toccare tutti noi, ecco. Anche perché questa parità al momento non c'è, al momento non c'è, bisogna parlarne, bisogna fare dei passi avanti, ecco, non quanto noi, secondo me, Gioia, come donne, ma sono gli uomini che devono fare questo, e noi dobbiamo non dividere uomini e donne, ma persone, parlare alle persone. Prego. Sì, infatti le attività che noi abbiamo svolto non vogliono essere di suddivisione tra uomo e donna, anzi al contrario, di coesione, perché più se ne parla e più si riesce appunto a trasmettere questi concetti che sono molto semplici, ma che appunto hanno la necessità di essere più partecipi nella nostra quotidianità, nelle nostre aziende, nel nostro territorio, nel nostro sociale, ecco. Che è molto importante. Sì. Ma parità di genere, siamo così sicuri che le persone a casa riescono a capire di cosa parliamo? Perché mi sembra che se ne parli poco, non c'è tutta questa informazione su quello che vuol dire questa parola. Prego, Gioia. Sì, allora, come dicevo, l'acronimo sono proprio i progetti e le azioni di reti innovative per l'equilibrio di genere, ecco. Quindi, diciamo, sono tutti quei comportamenti che porterebbero ad un equilibrio. E noi, ad esempio, per informare quanto più in questo tema abbiamo avuto modo di fare delle attività precise, dei tavoli di confronto per poter parlare sia nel tema imprenditoriale sia nel tema sociale. Tant'è vero che abbiamo attuato una partnership come Confapi con l'associazione Accogliere di Sandona di Piave, proprio per donne straniere anche che devono introdursi nel mondo del lavoro. Integrazione. Integrazione, esatto. Integrazione, informazione ed educazione economico-finanziaria, che poi è di base la mia attività lavorativa di tutti i giorni. Ecco. Allora, Gioia, come vede queste persone che cercano in qualche maniera di integrarsi? Qualcuno dice non sanno l'italiano, non parlano italiano, ma parlano 3 lingue minimo, ecco, proprio perché hanno fame di arrivare, di esserci, di integrarsi, e soprattutto anche come riescono a imparare. Cosa vedete, Gioia? Allora, sicuramente devo dire che le volontarie, in questo caso dell'associazione a cui ho avuto modo di fare la docenza, fanno un lavoro veramente molto intenso, preciso, con amore e compassione. Quello che posso vedere io è che generalmente tutte queste persone qua, nei loro paesi di provenienza, sanno bene quali sono le tematiche per una corretta gestione patrimoniale, una corretta integrazione. Mancano gli strumenti di quello che oggi c'è, ecco, la situazione che è presente oggi nel nostro territorio, quindi come parlavamo prima, informazione, avere il mezzo, capire dove siamo, la situazione oggi, la situazione futura e la linea guida, il percorso che noi dobbiamo attuare, quindi una corretta pianificazione. Corretta. Allora, prima di salutare il sindaco che abbiamo in linea, che è Germano Racchella, sindaco di Cartigliano, diamo la parola al sindaco. Mi permette un secondo, Antonio, perché poveretto avrà l'orecchio bollente ormai. Vai, Antonio. Prego. Antonio? Non lo sento. Allora salutiamo il sindaco Germano Racchella. C'è Antonio? No. Allora, il sindaco cosa ci dice? Ha sentito le parole di Gioia Fracasso, questa associata con Confapi. Com'è la situazione del suo osservatorio, sindaco? E cos'è che la preoccupa di più? Beh, naturalmente il disagio giovanile ci preoccupa non poco, perché anche noi come Comune stiamo attivando dei progetti. Quest'anno abbiamo attivato anche la consulta giovani, riconosciuta come amministrazione comunale, e a breve creeremo uno spazio giovani, però non è, sinceramente sono un po' in difficoltà, non è cosa semplice, perché dovremo riuscire ad entrare nella testa dei giovani e chiedere veramente cosa vogliono. Proprio per questo, con la nascita della consulta giovani, speriamo di riuscire a raggiungere questo obiettivo, che di certo non è un obiettivo facile, è una sfida importante per il presente, non solo per il futuro.
Guardi Sindaco, stia tranquilla che questi giovani le diranno bene cosa hanno voglia di fare, il problema è iniziare a capire che dobbiamo ascoltarli. Se sono così chiusi a riccio non è colpa loro, è colpa nostra che non ci siamo mossi prima. Ecco, noi dobbiamo capire che dobbiamo intrigarli, dobbiamo farli diventare protagonisti e non sempre ascoltare. Forse siamo noi che dobbiamo metterci davanti e loro alla cattedra, che forse ci daranno anche, qui abbiamo un'espressione, guardi, più di così un esempio pratico di quelli che sono i giovani, e sono questi i giovani bravi, quelli che dobbiamo ascoltare, di non distinguere sesso tra maschile e femminile, ma di dare spazio alle parole di queste persone. Ecco, perché si è arrivati a tanto, Sindaco, prima di capire che forse bisognava fare prevenzione prima, perché adesso è difficile, come dice lei, recuperarli, cercargli di farli capire che forse il percorso deve essere diverso. Questa rabbia, perché poi alla fine non è cattiveria, questa rabbia repressa che esplodono nella maniera più sbagliata, ma chi è che li accoglie? Chi è che li prende per mano e che gli dice vieni con noi che ti porto in una situazione migliore? Mi sembra molto pochi. Adesso si parla di spazi per i giovani, ma nel 2025 che andiamo nella Luna coi satelliti, Sindaco, non le sembra, non lei sa, ci mancherebbe, anzi siete forse quelli che danno più risposte al territorio anche in merito di giovani, ma qualcun altro doveva farlo prima. Io ho chiesto prima al senatore Zanettin, basta parole, agite per cortesia, perché siete pagati per quello, non solo di raccontarcela come la vedete. Sindaco. Beh, guardi, per me sono 16 anni ormai che faccio sindaco qui a Cartigliano e non nego che abbiamo sempre cercato di fare dei progetti anche con delle cooperative, appunto progetti per i giovani, ma non abbiamo avuto molta risposta. 2 anni fa abbiamo fatto addirittura un questionario a tutti i giovani di Cartigliano, a 375 consegnati a mano e non per posta, per capire le loro esigenze, cosa volevano e quant'altro. Ce ne sono tornati 19. Dunque, visto che abbiamo fatto la nuova scuola materna all'asilo nido nuovo, che lo inaugureremo a settembre, nel vecchio stabile dell'asilo faremo il centro giovani, ma non gestito dall'amministrazione, ma gestito dalla consulta giovani, proprio da loro. Dunque, perché io sono convinto che se li responsabilizziamo e li rendiamo partecipi all'attività di una comunità, di un qualsiasi cosa si voglia, loro veramente danno il massimo di loro se stessi. In poche parole, dobbiamo avere fiducia dei giovani. Infatti ha supportato quello che ho detto. Gioia, come commentiamo le parole del sindaco e soprattutto l'importanza di essere ascoltati, di avere anche voi la possibilità di salire, non di scendere? Sì, penso che avere parola all'interno di strutture pubbliche sia fondamentale, perché appunto noi giovani abbiamo tanta volontà di fare, di portare nuovi progetti. Io ho visto anche la mia esperienza appunto con l'associazione Confapi, mi ha dato la possibilità di dar voce in tanti progetti, di tante iniziative, ecco, quindi se noi in prima persona siamo presenti già è un primo passo. È vero. E bisogna essere presenti. Bisogna essere presenti, e soprattutto, come dice anche il sindaco, ho detto io, essere voi protagonisti, lasciarvi parlare, ascoltarvi, assieme trovare la soluzione per un problema, perché voi volete fare questo, volete essere ascoltati e rendervi anche protagonisti. È così difficile anche come ragazza, come donna, come figura femminile riuscire a salire su questa scala, che delle volte non trovi neppure il gradino, ti fermano prima, basta, sei arrivata fin là, adesso torna indietro. Allora, diciamo che queste tematiche non sono nascoste, ecco, è normale che siano presenti e sicuramente anche per la mia esperienza personale non è stato semplice, ma non è stato neanche difficile, nel senso che penso che soprattutto post-Covid sia necessario uno sviluppo anche come donna, in quanto pensiamo anche noi di Confapi Donne Treviso e Venezia che anche leadership femminile sia connotata per di più per una sensibilità verso le competenze trasversali e quindi di conseguenza penso che sia fondamentale oggi avere
quel credito in più, quella parola in più, ecco. E soprattutto avere un punto di riferimento. Gioia l'ha trovato nella Confapi. Come sei arrivata alla Confapi, Gioia? Ho avuto modo di conoscere Confapi tramite una mia conoscenza diretta, personale, ecco. Poi sì, fare rete penso sia la cosa fondamentale per qualsiasi tipo di rapporto che si va a creare, e quindi per me è stato così e subito ho avuto modo di intersecarmi nei loro progetti, ecco. Cosa sentite, ecco, quando vi parlate, quando toccate problemi veri del paese tra donne, cos'è la cosa che vi preoccupa di più? Ma sicuramente, come dicevamo prima, questo equilibrio di genere, okay? Questa parità di genere, sicuramente andare a capire anche la leadership all'interno delle aziende, quindi ovviamente segue Confapi le piccole e medie imprese, e quindi parliamo molto di imprenditoria e di cosa si può fare. Sono la spina dorsale del nostro paese, che ancora abbiamo la fortuna di avere. Sì, chiamiamo c'è da non la dire multinazionale, ma queste? Assolutamente, penso soprattutto nel territorio nostro, Veneto, l'imprenditoria sia veramente un qualcosa di nicchia, ecco. E quindi parliamo di tutte le tematiche e di tutti quei vantaggi che noi possiamo trovare, facciamo dei tavoli di confronto su proprio anche come conciliare, ad esempio, temi come vita-lavoro, temi a livello economico-finanziario, a livello proprio di reti innovative, di modelli organizzativi all'interno dell'impresa, come poter... Io l'altro giorno ho avuto proprio un'imprenditrice nel calzaturiero, una piccola, media imprenditrice, e lei ha detto qui davanti alle telecamere: non siamo supportati, ecco, non vediamo questo supporto che dovremmo avere. Io ho chiesto: ma come associazioni di categoria? Sì, ma no, non ne veniamo fuori, non abbiamo abbastanza supporto. Sindaco, sente anche lei questo malessere di questi piccoli e medi imprenditori che non riescono più a gestire, tra la burocrazia, le spese? Adesso ci mancava Trump, prima qualcuno mi diceva ma si sapeva bene dove sarebbe andato a parare, i segnali li aveva dati tutti, forse qualcuno non ha ascoltato, ed ecco qua il famoso ascolto che non c'è. I segnali ci sono, lo dicono gli scienziati, i ricercatori, ma qualcuno non ascolta chi di dovere. Prego, Sindaco. Beh, guardi, che sia una situazione non facile, questo è vero, perché io tutti i giorni mi confronto con i miei imprenditori anche di Cartigliano, perché abbiamo una piccola zona industriale ma con dei grandi imprenditori sempre disponibili ad aiutarci. Basti pensare al progetto Giano, che eventualmente poi mi piacerebbe anche rendervi a conoscenza di cosa stanno facendo le partite IVA qui nel mio paese. I dazi di Trump possono avere una conseguenza da non sottovalutare, anche perché naturalmente siamo in un anno, come dico io, non stabile. Tutti gli imprenditori, sentendoli, stanno aspettando a vedere cosa sta succedendo. Sappiamo che l'automotive non è andata bene, ci sono le aziende molto in crisi. Ci vorrebbe un'azione forte da parte del governo, soprattutto nell'abbassare le tasse all'imprenditore per poter aumentare gli stipendi, perché quando sento parlare di imprenditoria soprattutto giovanile, che molti giovani scappano all'estero perché non può un giovane lavorare in una conceria e prendere 900 euro al mese. Dunque d'altronde anche l'imprenditore è in molte difficoltà, non è più come una volta, come si dice, dobbiamo sfruttare questo, che l'imprenditore si tiene tutti i soldi, ma a questo punto l'imprenditore è diventato lo Stato, ma non è più l'imprenditore stesso. Senta, Sindaco, non è in caso invece di abbassare le tasse, di farle pagare a chi non le paga? Perché i nomi ci sono, cioè Sindaco, scusi, ma i nomi e i cognomi non è che non li abbiamo, basta guardare le dichiarazioni dei redditi e là si potrebbe fare molta strada. E il problema è che nessun partito politico, nessuno, ha mai toccato questo. Perché? Perché arrivano i voti, mentre dalle persone che sono quelle che a reddito fisso, che sono i pensionati, si va presto, se li vai a prendere direttamente. Invece la legge ha molto tutelato, abbiamo delle leggi a persona che hanno aiutato queste realtà a non pagare le tasse, i paradisi fiscali, chi ne ha più ne metta. Capisce, Sindaco, che quando io sento che un componente di una partecipata va a casa con 25.000 euro al mese, vorrei capire perché, chi è, cosa fa.
non c'è trasparenza nell'informazione, che finalmente ho sentito il consigliere regionale che prende 8.000 euro netti al mese, perché finalmente sono riuscita a saperlo grazie a Arturo Lorenzoni che l'ha detto qui davanti alle telecamere, perché fin là arrivo, dopo dico scusate, siccome sono soldi nostri avrei il piacere anche di sentire le cifre, perché uno dice lordo, uno dice vai a vedere in internet, no, tu lo dici perché sono soldi nostri, sono soldi pubblici. Non le sembra che forse se riusciamo a far pagare quelli che fino adesso non hanno mai pagato nella maniera giusta, nel dovuto, forse riusciremo a fare 2 finanziarie e non una? Sindaco, perché non è vero che non ci sono i soldi, attenzione a dire questo, non li avete perché non ve li danno, ma no che non ce ne sono. Prego. No, ma questa era una considerazione che ritengo sottointesa. Questa qua, se non ricordo male, forse quando sono nato tutti i governi dobbiamo abbattere queste problematiche, ma visto che nessuno le fa, a questo punto chi ci rimette chi sono? Alla fine è per primis il titolare dell'azienda e poi di conseguenza anche il proprio dipendente. Non dovrebbe essere un problema di fare pagare le giuste tasse o dare i giusti oneri a chi li merita, ma purtroppo non è così e qui sono perfettamente ragione in linea con lei. Grazie. Allora sentiamo Antonio. Antonio, scusa, non sono riuscita prima a farti passare, prego. Sei scusata. Grazie. Buongiorno a tutti. Niente, allora, io ho pagato la pensione con i soldi, con i contributi ho pagato la mia pensione già tassata. Ora mi trovo una pensione tassata al 30%. Premetto che io lavoravo in fabbrica, quindi non sono un professionista. Ciò vuol dire che io sono tassato al 30%. Ciò vuol dire che anziché tirare la pensione di 12 mesi, mi danno la pensione uguale a 8 mesi perché, diciamoci la verità, 4 mesi sono tassati, praticamente 4 mesi all'anno il governo se li cucca, quindi non è vero che la mia pensione è di un anno, la mia pensione non è di un anno e quindi vuol dire una cosa, è inutile che ci lamentiamo, abbiamo questi politici purtroppo Mirella si sono allontanati, perché prima li avevamo a Roma, adesso li abbiamo a Bruxelles, ma quando vanno a Bruxelles e parlano di Antonio, della mia pensione, parlano degli armamenti, parlano di come trovare 800 miliardi per armarci. Ma vi rendete conto, io che sono incavolato per me stesso, per come vengo trattato, e devo sborsare altri miliardi per difendere chi? Per difendere quei 4, diciamo, burocrati che sono a Bruxelles? Perché? Ma non c'è mica nessuno che si oppone a questo sistema. Ma trovate logico che io ogni giorno accendo la televisione e vedere queste giacchettine a Bruxelles, in Polonia e là, che non parlano dei problemi dell'Italia, parlano dei loro problemi, come salvaguardare le loro sedie, Dio santo. Ma è questo che mi viene in mente. Loro parlano solo per loro interessi. Buongiorno e grazie. Guarda che non serve che vai a Bruxelles, guarda che vai anche poco lontano da casa, che li vedi le giacchettine, non serve che vai a Bruxelles. Andiamo a vedere, allora grazie Antonio, andiamo a vedere questo video, progetto Brollo Abitare Inclusivo. Even after all the murdering, even after all your suffering, so you know I love you so.
You know I love you so and so. Even after all. I'll let you go on, sir. It's the order of the day. And I'll let you believe, sir, it's the order in this society. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. This is my money, y'all. Man just feels satisfied. No competition at all. I just feel satisfied. Them eyes, a gorgeous girl. No demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits. Allora, Sindaco, è collegato? Allora, visto questo video, cosa ci racconta e qual era la cosa più importante che vuole dire questa mattina che ci tiene tanto? Prego. No, io ci tengo tanto a dire che Cartigliano sono 2 o 3 anni che appunto prima si parlava di giovani, ma parliamo anche di anziani, parliamo anche di bambini, perché stiamo diventando un po' un attimino un comune welfare che abbiamo puntato su questo. Partendo dall'inizio abbiamo appunto la nuova scuola materna all'asilo nido che è in corrispondenza della casa di riposo di Cartigliano. In poche parole, il giardino dei ragazzini sarà anche il giardino dei nostri anziani. Sindaco. E questo perché c'è questo progetto intergenerazionale che vogliamo portare avanti a tutela delle nostre tradizioni, della nostra cultura. Visto l'importanza e l'idea di questo progetto, infatti la scuola e l'asilo nido è stato finanziato completamente dalla Regione Veneto e la scuola materna interamente dallo Stato italiano. Per di più, assieme sempre alla scuola, alla casa di riposo, stiamo per iniziare a creare il Brolo dei Gelsi. Il Brolo dei Gelsi sono 45 alloggi prefabbricati dove potranno venire ad abitare degli anziani autosufficienti, e questo perché ce ne siamo resi conto a una festa dell'anziano di 2 o 3 anni fa che molti di questi sono soli. Naturalmente sono supportati in tutto e su tutto, infatti gli faremo le pulizie degli alloggi, c'è la telemedicina, faremo se qualcuno non si vuole fare da mangiare, la casa di riposo provvederà a questo, e nel villaggio ci saranno anche 5 alloggi per il dopo di noi, per quelle persone un po' disagiate appunto che rimangono sole. Tutto questo è un progetto che vogliamo raggiungere, che stiamo per raggiungere, e mi auguro che quest'anno mettiamo giù la prima pietra per iniziare nel 2026 a dare appunto in affitto i primi appartamenti, chiamiamoli così, le prime case. Guardi Sindaco, intanto la ringrazio perché finalmente siamo riusciti a capire che ho capito che in Italia c'è la pietra, ma abbiamo anche i prefabbricati, e lei l'ha detto molto chiaramente: in attesa di arrivare oltre dobbiamo dare le risposte. Come facciamo a darle? Con le nuove tecnologie che abbiamo. In America sono tutti prefabbricati, loro vivono nei prefabbricati che sono veramente anche molto belli, e sono delle ville bellissime a volte. Ma perché? Vede Sindaco, lei sta dando delle risposte che io fino adesso non avevo mai sentito. Perché? Perché ha deciso di agire. In qualche maniera dobbiamo dare delle risposte, perché così non si riesce ad andare avanti. Ma allora chi vuole può portare avanti, visto la scienza, la ricerca e la tecnologia che abbiamo in questo paese, fortunatamente anche. Prego Sindaco. Sì, è un gioco di squadra. Io sono convinto che se facciamo squadra riusciamo a raggiungere qualsiasi obiettivo. Adesso sono in contatto
con i vari ministeri per capire se abbiamo anche il loro supporto. Non nego che non è cosa facile, perché dal Ministero della Disabilità ci hanno passato al Ministero del Lavoro, adesso ci stanno passando al Ministero delle Infrastrutture. Ecco. Per me questo è un progetto ad altissimo livello. Ho la fortuna di avere, come le dicevo poc'anzi, degli imprenditori anche qui a Cartigliano che credono nel proprio paese e nel benessere dei propri dipendenti. Infatti le accennavo del progetto Giano. Il progetto Giano in breve sono tutti gli imprenditori che per 5 anni danno delle risorse del proprio fatturato, una minima parte del proprio fatturato, per fare dei progetti per le scuole di Cartigliano, e non è cosa da poco. Infatti a Cartigliano un genitore porta il suo ragazzo alla mattina alle 8 a scuola, se lo viene a prendere alle 6 di sera, che ha già fatto chi pallavolo, chi tennis, chi danza, chi calcio, perché le associazioni sportive se li vengono a prendere. Dunque è un passo in avanti per creare, come piace dire a me, un paese welfare, dove la gente sta bene, ma soprattutto riusciamo a rispondere alle esigenze che ogni fascia d'età ha. Allora Sindaco, bussi forte a queste porte dei ministeri, perché adesso siamo anche in campagna elettorale, hanno bisogno tutti di voti, perciò bussi, che vedrà che le sarà aperto, come si dice. Bussi e complimenti veramente. Cosa dici Gioia? Questo Grazie. Bellissimo progetto che sta spiegando il Sindaco, se ci credi, se fai squadra trovi anche l'opportunità economica. Questi imprenditori, come una volta, che la prima cosa che facevano vicino alla fabbrica costruivano le case per gli operai, forse qualcuno deve tornare indietro invece che andare avanti. Prego. Sì, condivido e sono stupita e contenta del lavoro che è stato portato avanti dal sindaco e da tutta la cooperazione del loro comune, perché penso sia fondamentale. Ha detto una parola che per me è chiave e fulcro di vita di tutti i giorni, cioè il lavoro di squadra. Ecco. Anche noi come Confapi stiamo cercando proprio di creare degli sportelli di comunicazione per tutti quei temi che appunto si fa difficoltà ad arrivare, o meglio si ha anche la volontà e si ha l'obiettivo di arrivare in quel punto, ma non si sa effettivamente che strada percorrere. Allora, ecco. vediamo anche quello che hanno mandato ieri la Confapi, così li commentiamo. Ecco, cosa stiamo vedendo ad esempio qui adesso, Gioia? Sì, allora la certificazione, come si può leggere, di parità di genere, cos'è e come introdurla in azienda, sono stati fatti come Confapi Donne Venezia e Treviso proprio dei percorsi di formazione per arrivare alla certificazione di parità di genere, che all'interno delle aziende oggi sicuramente è una marcia in più. Ecco, vediamo giovani donne, vediamo donne, ecco, però tutte assieme, come diceva il sindaco, bisogna fare squadra per arrivare all'obiettivo. Prego, Gioia. Sì, noi proprio in tema di fare squadra abbiamo un obiettivo, lo stiamo costruendo passo per passo, di un evento che si terrà proprio il prossimo 22 maggio sulla leadership femminile, che come dicevamo prima non vuole essere una distinzione tra uomo e donna, anzi al contrario. Crediamo e vogliamo fortemente che a questo evento partecipino veramente tutti. Dove si terrà? Sul territorio del Trevigiano, è ancora da definire il posto, ma abbiamo definito la data e i concetti, che sono la cosa più importante, ecco. E sicuramente il focus sarà la leadership al femminile, come dicevo, le organizzazioni aziendali, come gestire appunto il tema collaboratori, proprio per un discorso che crediamo, come dicevo prima, che la leadership femminile sia connotata da una maggiore sensibilità, che è quello che oggi più è necessario all'interno di un management aziendale. Allora, noi vediamo questa trasformazione culturale che è in atto, c'è proprio un cambiamento culturale. Come la vivete voi giovani, ecco, questa trasformazione, questo cambiamento culturale? Allora, questo cambiamento culturale lo viviamo in maniera positiva. Per chi lo vive, secondo me, dal mio punto di vista, in maniera negativa, è una mancanza di informazione, nel senso che cambiamento è sempre sinonimo di opportunità. Ok, certo. Dal mio punto di vista, poi ci possono essere anche dei cambiamenti in negativo, ecco, però quello culturale penso che possa solamente che aggiungere e ispirare, perché ovviamente un cambio di cultura porta innovazione, porta strumenti in più e sarà l'imprenditoria del futuro. Siete fiduciose nel futuro?
Ma personalmente sì, poi nella vita di tutti i giorni sicuramente la fiducia viene meno, perché ci sono tante circostanze che ci portano a tentennare, ecco. Io penso che sensibilità, come dicevo prima, non sia sinonimo di fragilità, ma di forza e determinazione. Quindi Gioia, ce la faremo allora. Ce la faremo. Ce la faremo. Ha sentito, Sindaco, cosa ha detto questa giovane ragazza, ecco, che sono speranzosi, che riusciranno a cambiare prima o dopo, il futuro è nelle loro mani, non c'è niente da fare e noi dobbiamo veramente lasciarglielo. Prego. Beh, sentendo Gioia, le dico la verità, come facciamo a non avere fiducia nei giovani, fiducia in un futuro migliore? Anzi, invito Gioia e la sua associazione, se volete essere ospiti qui a Cartigliano in Villa Morosini Cappello, ben volentieri, anche perché sarebbe da stimolo magari ai giovani del mio paese se venite a fare una conferenza o a raccontare la vostra esperienza. Dobbiamo crederci i giovani, anche perché, come ha detto prima Gioia, secondo me è una nuova epoca. Dopo il Covid siamo partiti, abbiamo azzerato il tutto, siamo ripartiti, una nuova epoca dove servono molti più servizi, dove dobbiamo tutelare i servizi che ci sono. Dunque proprio per questo rimarco quello che ho detto prima, se facciamo squadra tutti assieme possiamo riuscirci, ma tutti assieme intendo dal Comune alla Regione, al Governo centrale, ma soprattutto con i propri cittadini. Coinvolgendoli, e sono convinta che se li coinvolgiamo dei passi avanti si fanno, perché forse li abbiamo un po' troppo dimenticati, Sindaco, ecco, li abbiamo poco coinvolti, ma loro ci sono e se bussano alle loro porte loro aprono e pensano anche di dare un supporto. Io penso che dobbiamo smetterla col telefonino, con la mail, mandare a bussare a queste case e dire: guarda, io faccio questo nel territorio, mi dai una mano, vieni ad aiutare questo sindaco che sta cercando di mettercela tutta, e voi appunto sindaci col supporto anche delle associazioni, come dice lei, bisogna aprirsi, venite, io vi invito, venite a parlare, potete essere di stimolo. Mi sembra che questa sia una bella cosa, Gioia, sì, poi sì, vi do i riferimenti del sindaco, certo, che così vi telefonate. Prego. Ringrazio veramente, perché è da un rapporto così che poi nascono, io ho visto nel mio percorso lavorativo e di rete appunto di comunicazione che ho avuto modo di creare nella mia vita, che nascono proprio così le opportunità, lo sviluppo e la progettualità futura, ecco. E Gioia, cosa chiederesti alla politica che ti sta ascoltando, che ti sta guardando? Ecco, io ho detto prima, più di parole abbiamo bisogno di azione, dovete agire, dovete farvi sentire, ma non come parole, ma proprio come azioni. Sì, allora alla politica, diciamo, si possono chiedere tante cose. Io penso che come donna, partita IVA, imprenditrice, sicuramente si ha la necessità di andare un po' a non modificare, ma quasi assestare il tema fiscalità, ecco, perché è oscuro, perché alle volte anche sento con miei coetanei così parlando: tu sei in partita IVA, oddio, che cosa succede? Ecco, secondo me quanto costa, cosa bisogna fare? Ecco, c'è sempre molta paura e non si capisce realmente cosa fare, cioè la paura non è un sinonimo negativo dal mio punto di vista, però si ha la necessità di avere gli strumenti. Ecco. Grazie a Gioia Fragasso, associata con Fapi, grazie a Germano Rachella, sindaco di Cartigliano Vicenza, vi metterò in contatto. Grazie. Adesso Mirella. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Oggi spuntino, niente pranzo. Vi presentiamo dei cannoli con i würstel e la pasta sfoglia oppure con il prosciutto cotto. Per fare questa preparazione semplicissima da offrire ai vostri figli useremo dei würstel di varie misure, del prosciutto cotto e della pasta sfoglia. In più avremo bisogno di un uovo sbattuto per lucidare il tutto. La preparazione è molto semplice e si può fare anche alcune ore prima. Prendiamo delle fette di prosciutto e tagliamo delle listarelle abbastanza grandi della misura che vedete. Poi prendiamo dei normalissimi würstel che si trovano in qualsiasi supermercato e gli facciamo un'incisione ai due lati di circa 1 centimetro, in questa maniera. Poi possiamo prendere anche dei servelat, che sono dei würstel molto buoni
che non si trovano proprio in tutti i negozi, ma sono dei würstel di alta qualità. Li tagliamo a metà e gli togliamo la loro buccia, eppure a questi andremo a fare una leggera incisione in questa maniera ai due lati. Fatto questo, ci concentriamo sulla pasta sfoglia che abbiamo acquistato normalmente, e con l'aiuto di un po' di farina perché non si attacchi alla spianatoia e di un mattarello andremo a preparare delle strisce di pasta sfoglia della lunghezza di circa una ventina di centimetri e larghe una decina. Ora vi faremo vedere. Eccoci qui, con l'aiuto di una rotellina tagliapasta gli facciamo un po' di bordi e prepariamo le nostre striscioline, alcune più piccole e alcune più larghe. Prendiamo ora le fettine di prosciutto cotto e le avvolgiamo in questa maniera, come se facessimo dei cannoncini. I cannoli che trovate in pasticceria assomigliano al piatto che andremo a fare, solo che questo è un piatto salato. Vedete? Prendiamo i nostri würstel li lavoriamo in maniera diversa. Ci basta metà pasta, li appoggiamo al centro e li chiudiamo su se stessi, in modo che i due lati che abbiamo tagliato restino all'esterno. Eccoci qui. Mentre per il servelat avremo bisogno di un pezzettino di sfoglia più largo e cercheremo di avvolgerlo in maniera sempre da lasciare libera la parte che abbiamo inciso. Fatto questo, prendiamo un uovo, lucidiamo ben bene la superficie della pasta sfoglia. Quando abbiamo fatto questo mettiamo il tutto in forno a 200-210 gradi per circa 8-10 minuti, fin tanto che la pasta sfoglia non si sia dorata. E poi, dopo aver fatto questa operazione, ci rivediamo per il finale di questo simpaticissimo stuzzichino. Eccoci! Come potete vedere si sono aperte le punte ai würstel piccolini e stanno diventando un piatto simpatico. Ora lo prepariamo, prendiamo un cetriolino, lo tagliamo a ventaglio con 5-6 incisioni per la sua lunghezza. Vedete, si crea un piccolo ventaglio. Prendiamo un po' di rucoletta, la adagiamo su un lato del piatto. Prendiamo i nostri cannoncini, ne mettiamo un paio per tipo, il nostro cetriolino che ben si accompagna e chiudiamo la preparazione di questo piatto, se vi fa piacere, con una bella cucchiaiata di maionese o salsa rosa, a seconda di ciò che preferite. Ed io vi auguro un buon spuntino.